San Vendemmiano, l'incrocio di via Cadore e la statale 51, teatro nelle prime ore della mattinata dell'ennesima tragedia della strada. A perdere la vita Mauro Dal Bianco, 56 anni. Erano circa le 6:15 del mattino quando stava percorrendo a bordo del suo scooter la statale in direzione Treviso, forse per raggiungere la fabbrica dove lavorava. Originario di San Fiora, abitava nella frazione di Castello Roganzuolo. L'impatto violentissimo con una Subaru guidata da un 32enne di Conegliano. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto abbia improvvisamente svoltato all'incrocio dopo il cavalcavia, mentre il 56enne a bordo del suo scooter percorreva la statale in direzione Treviso verso Santa Lucia di Piave, tagliandogli la strada. Per Mauro Dal Bianco, deceduto sul posto, non c'è stato nulla da fare. Il lunotto della Subaru rossa guidata dal 32enne sfondato come i finestrini laterali. Lo scooter finito sotto al guardrail. Attonita la comunità di San Fior nella giornata in cui si commemorano le vittime sulle strade. Mauro Dal Bianco è la 55esima del 2024, un trend in aumento secondo i dati della provincia rispetto al 2023. Oltre al cordoglio per la famiglia, poi è chiaro che rimane un vuoto che per i cari non è colmabile. Di esempi ne abbiamo troppi nel nostro paese, ma credo che ne abbiamo troppi in tutta quanta la provincia. Noi abbiamo delle strade in cui vogliamo sempre correre di più, il traffico è grande, vogliamo sempre far più in fretta, deviamo poi per stradine o non stradine. Quando succedono queste cose qui siamo tutti a pensarci, ma è sempre troppo tardi. Mauro Dal Bianco lavorava da anni alla DB Mec di Santa Lucia di Piave, dove era impiegato come operaio turnista. Conoscenti e vicini di casa lo ricordano come una persona estremamente disponibile, solare, con la passione per le cose manuali, dedito al lavoro tanto quanto alla famiglia. Lascia la moglie Margherita e 3 figli tra i 20 e i 30 anni, il più piccolo ne aveva da poco compiuti 22. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del SUEM 118 che hanno preso in carico anche il 32enne che non verserebbe in gravi condizioni, anche una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri per eseguire i rilievi di legge e accertare la dinamica, oltre ai colleghi di Susegana che si sono occupati della viabilità di via Cadore, chiusa al traffico per la messa in sicurezza e riaperta in senso alternato fino al termine delle operazioni. Stavo parlando col mio ospite in presenza che è Emanuele Bozzetto, esponente bassanese di Cittadinanza Attiva, che adesso si presenterà e che saluto. Saluto anche da Jesolo il sindaco Christopher De Zotti. Grazie sindaco, sempre grazie per quando Mirella chiama il sindaco risponde come tanti sindaci, perché sanno che quando chiamo c'è qualcosa di importante da discutere e oggi discuteremo. Buongiorno, buongiorno sindaco, grazie. Discuteremo di questa sicurezza che potrebbe esserci, perché abbiamo una tecnologia che ha fatto passi da gigante. Abbiamo una tecnologia però che costa, perché qualcuno non ha messo in pratica quello che doveva mettere, che è l'obbligatorietà di mettere queste sicurezze quando uno guida. Ecco, certo. Noi dobbiamo capire che le abbiamo e non è possibile che se uno ha soldi
può permettersi di prendere questo airbag, oppure qualcuno anche può permettersi, ma poi non lo metto perché tanto chi se ne frega, perché ognuno esce e si fa le proprie leggi. Chiederemo anche sia a Emanuele Bozzetto, che di Cittadinanza Attiva, che al sindaco di Jesolo, visto che siamo già stati in diversi comuni a fare questa raccolta di firme per obbligare di mettere questa norma, diciamo, a livello europeo, perché abbiamo già bussato in Europa per raccogliere firme, per far sì che in Europa capiscono che devono essere obbligati, quando si è sulla strada, a mettere in sicurezza loro stessi e anche noi. Allora partirei proprio dal sindaco. Sindaco, lei in prima persona, specialmente su queste strade pericolosissime, ma anche perché si corre, non c'è niente da fare, ecco, però basta un attimo, è un soffio, guardate, è un soffio e sei morto, e se non sei morto quasi sempre paralizzato o con dei costi poi di riabilitazione incredibili. Cosa ne pensa, sindaco, di questa proposta che stiamo facendo qui, familiari delle vittime della strada, che siamo a livello nazionale, non è che le raccogliamo solo noi qui, siamo in contatto con i familiari sia in Sicilia che in Campania, tante associazioni. Prego, sindaco De Zotti. Penso che il progresso tecnologico e i dispositivi di sicurezza direttamente installati obbligatoriamente sui veicoli sia la strada, perché se pensiamo come erano le nostre auto 20 anni fa, 30 anni fa, quindi prive di quelli che oggi riteniamo degli standard minimi come gli airbag, come i sistemi di frenaggio, andiamo con la mente a un periodo in cui la mortalità e, diciamo, i rischi guidando un'auto erano elevati. Oggi i rischi però non sono azzerati, anzi abbiamo numerosi pericoli derivanti soprattutto dalla conduzione da parte di noi tutti, perché io una cosa che cerco sempre di dire, sarò un po' duro in questo, forse sarò un po' accusatorio, però non possiamo sempre ritenere che il problema siano gli altri. Chi porta le auto siamo noi, lo dico anche in prima persona, quindi dobbiamo essere attenti, dobbiamo ricordarci quelle che sono le regole quando si conduce un veicolo, e in questo una proposta che sento spesso e che caldeggio è quella di fare una formazione continua sulle regole della strada, perché non possiamo pensare che dopo 20 anni, 30 anni che hai la patente ti ricordi tutto. Ci sono altri strumenti che secondo me andrebbero implementati, perché uno dei pericoli più gravi che abbiamo in questo momento è la disattenzione spesso causata dai dispositivi, dai cellulari. Credo che non sarebbe impossibile pensare a dei dispositivi obbligatori sulle auto che rendano impossibile utilizzare un telefono durante la guida. Ecco, quindi mi sento assolutamente di condividere la vostra proposta, tutto quello che permette di aumentare la sicurezza e che sia una dotazione obbligatoria e minima a bordo dei nostri veicoli, secondo me è necessaria, perché purtroppo quotidianamente noi amministrazioni siamo interessati da lamentele, proteste giuste e corrette da parte delle persone sulla velocità, sulla disattenzione, e alle volte gli strumenti che abbiamo come amministrazione ci vengono smontati. Pensiamo al recente decreto sugli autovelox che sostanzialmente da qualche mese impedisce alle amministrazioni comunali di fare i controlli sulla velocità, e se noi non possiamo fare i controlli sulla velocità, come cavolo, permettetemi, possiamo combattere questa piaga che è la velocità elevata su tutte le strade? Grazie sindaco di quello che ha detto, anche perché questo airbag adesso vedremo con la presidente Cassaniti, che è lei che rappresenta, ripeto, a livello nazionale questa importante associazione, la prima a partire, familiari vittime della strada. Lei ha fatto un cartello, sindaco, e lo dico anche a Emanuele Bozzetto, dove all'interno non c'è solo l'airbag, ci sono questi sistemi di sicurezza che ha detto lei, e hanno già raccolto 55.000 firme. Adesso vedremo se riusciamo veramente a mettere assieme il tutto per poi presentarsi in Europa e vedere se anche i nostri onorevoli, ecco, riescono a capire l'importanza che anche loro devono dare risposte al territorio, perché si sta muovendo il territorio a livello nazionale, non si sta muovendo il singolo, si sta muovendo il territorio a livello nazionale. Emanuele Bozzetto, allora intanto capiamo chi è Emanuele Bozzetto. Sì. Buongiorno, grazie Mirella, grazie per questa opportunità, saluto i telespettatori. Allora, oggi come oggi io sono un attivatore civico,
all'interno di Cittadinanza Attiva, quindi ho fatto un corso a livello nazionale finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro. Siamo una rete di figure che operano nei territori e Cittadinanza Attiva, essere oggi cittadini attivi, vuol dire in qualche modo esattamente, lo dico in premessa, aderire a queste iniziative che hanno in concreto una ricaduta sul benessere della comunità. Vuol dire anche accesso ai servizi, alle prestazioni, con degli sportelli, con dei supporti, con degli accompagnamenti al cittadino. Non basta fare le leggi, bisogna poi capire come vengono applicate e i professionisti o le agenzie di riferimento come si atteggiano. Per restare a questa tematica, che ripeto faremo nostra anche come Cittadinanza Attiva Veneto, io credo che le responsabilità stanno in capo a chi le esercita, e mi spiego. La patente non è un diritto costituzionale, è una idoneità che si acquisisce attraverso un grado anche di salute che deve essere dimostrato, quindi con delle caratteristiche. Deve essere, come sa bene il sindaco, uno strumento che presa 30 anni, 40 anni, 20 anni fa, oggi gli scenari sono completamente cambiati. Io penso che quando ci mettiamo in strada, ma anche a piedi, anche in bicicletta, siamo responsabili del nostro atteggiamento e comportamento. Oggi si sanziona soprattutto per la velocità e per l'articolo 186 Codice della strada alcol, 187 sostanze. Però l'incidentalità è un fattore devastante. Noi vediamo, abbiamo un dato, la prima causa di morte in Italia nella fascia 16-24 anni è legata all'incidentalità. La distrazione. La distrazione. L'abbiamo sentito anche sabato. Beh, ecco, sono dei dati di cui tutti sono in possesso. Il problema è cosa cominciare a fare per tutelare Ma non le le persone. sembra, Bozzetto, lo dico anche al sindaco Christopher De Zotti, che forse più che parlare bisogna agire? Perché se noi aspettiamo sempre che qualcuno si muova e non mi muovo io, non si muove nessuno. Bisogna sempre iniziare a partire, bisogna iniziare a condividere, bisogna essere presenti. Anche una firma, come abbiamo visto in queste raccolte, è importante, perché quella firma può salvare una vita. Questo signore, se aveva l'airbag, forse, perché bisogna dire anche, però 99,9% si sarebbe magari salvato. Sicuro. Basta vedere quando le moto corrono in pista, ecco, fanno proprio dei scivoloni pazzeschi e noi diciamo mamma mia, però non si fa più niente, nessuno, perché hanno gli strumenti che li riparano. Ma è possibile che noi non riusciamo a fare questo, visto la tecnologia, e possiamo avere domani la sicurezza, basta che qualcuno si muova. Sentiamo Rinaldo, così liberiamo il centralino. Vai Rinaldo, poi andiamo dal sindaco De Zotti. Prego Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. È il discorso dell'airbag. Dovrebbe essere e firme se giustissime, ma dovrebbe intervenire il governo obbligare l'airbag e fargli fare a un prezzo politico, un prezzo che può comprarlo tutti. Non è difficile, va bene, è giustissimo e firme, ancora di più, ma se interviene il governo, non ne occorre tante storie, ed è una roba che serve, bisogna che il governo intervenga e l'obbliga le fabbriche dei airbag a fare un prezzo politico. Rinaldo, adesso, domani, mercoledì o giovedì c'è il nuovo codice della strada. Non c'è l'airbag? Non c'è. È inutile che andiamo a dire il governo. Lo sapevano, però non è inserito. Lasciami andare avanti Rinaldo, se no non ce la faccio. Grazie della telefonata. Sei stato chiaro, l'importante è capire che tutti devono fare la parte. Sindaco, cosa ne pensa? Prego. Ma io ritorno sulla cosa, vorrei essere più incisivo. Non possiamo continuare a pensare che il problema sia qualcun altro deve fare, qualcun altro deve cambiare. Siamo noi in prima persona che dobbiamo fare un cambiamento culturale, perché se tante persone, non poche, tante persone pensano che gli autovelox siano delle macchine per far cassa, siamo lontani dalla presa di coscienza, perché il vero tema è che
Se le persone corrono in macchina e corrono in strade urbane, in strade extraurbane, in ogni tipo di via, a me come sindaco arrivano segnalazioni in tutte le strade, quelle da 30 all'ora, quelle da 50, quelle da 70, e in queste strade a correre sarà qualcuno, siamo tutti noi. Se non ci mettiamo nelle condizioni che dobbiamo andare piano, che dobbiamo non usare il cellulare, che non dobbiamo bere e guidare, se non entriamo nella cognizione che è un problema che riguarda ciascuno di noi, le cose non cambiano, perché potremmo tranquillamente, e si deve fare, implementare gli airbag, implementare tutti i sistemi di sicurezza, sono cose che vanno assolutamente fatte, ma il cambiamento deve essere dentro di noi. Sì, ma sindaco De possiamo... Zotti, mi scusi, facciamo la parentesi. Io ho capito e le do ragione, ma in attesa che avvenga questo, perché culturalmente non ci siamo, inutile che ce la giriamo, culturalmente non ci siamo. Noi usciamo di casa e ci facciamo le nostre regole, ma ne basta uno, sindaco, che troviamo, non è che dobbiamo trovarne 10, 20, 50 che si comportano, ne basta uno, sindaco. Allora, in attesa che questa cultura arrivi, vogliamo mettere in sicurezza con la tecnologia che abbiamo, perché non si può, perché io mi comporto bene, ma se trovo, come abbiamo visto dall'altra parte, una persona che non rispetta, le basta una, sindaco, e si rovinano le famiglie per sempre. Tardi. Cioè cerchiamo anche di capire, di fare le due cose, in attesa di che crescano questi bambini con un'altra cultura, che riescano a capire, cerchiamo di mettere in sicurezza. Abbiamo 55 vittime solo nel 2024, sindaco De Zotti, 55. Guardi, io ribadisco che da 6-7 mesi il comune di Jesolo, e come me tanti altri comuni, tutti i comuni, non facciamo più controlli autovelox, perché ci hanno messo nelle condizioni che i nostri strumenti da un giorno all'altro non sono più a norma. E noi come facciamo a fare sicurezza stradale se non controlliamo nemmeno la velocità? Quindi sono d'accordo, bisogna fare di più, bisogna mettere gli airbag, bisogna mettere tutte le cose, però qua mi pare, e su questo ripeto, c'è una parte di opinione pubblica che ha supportato questa cosa, perché io ho colleghi sindaci che sono stati vittime di esposti in Procura della Repubblica perché fanno i controlli sulla velocità, ma è una follia questa, è una follia. Abbiamo Romina in linea, vai Romina. Ciao Mirella, grazie sempre per quello che tu fai. Io condivido una cosa che hai detto tu. Noi firmatari delle associazioni abbiamo chiesto appunto al ministro e al governo, perché bisogna anche ammetterlo certe cose, che il codice stradale, appunto come tu hai detto, non ha preso nemmeno in considerazione di mettere in sicurezza, che dovrebbe essere una cosa obbligatoria dal nostro ministro, visto che noi associazioni l'abbiamo richiesto, questo airbag. Io capisco il sindaco Christopher De Zotti di quello che sta dicendo degli autovelox e di tutto quanto, ma come dici tu, se non parte dall'alto, se non parte dal nostro governo, che siamo noi ad averlo votato e noi dobbiamo fidarci e loro devono darci delle piccole dimostrazioni. Io condivido tutti i modi, tutti i mezzi di mettere in sicurezza. Capisco quello che sta dicendo il signor Christopher De Zotti, il sindaco, e condivido, per carità. Però, cominciate voi a fare la prima firma. Scendete voi con noi in piazza a fare la prima firma. Ma non stiamo a guardare associazioni, guardiamo vittime, perché questo airbag può salvare veramente una persona. Io per prima sabato l'ho firmato. E noi li firmiamo anche nel codice stradale, che nel codice stradale, come ha detto Mirella, e la ringrazio che lo ricorda sempre, non vengono prese in considerazione noi vittime, noi genitori, perché anche se siamo presidenti, siamo genitori che abbiamo perso dei figli e li piangiamo tutte le notti. Ieri era una giornata importante e io parlo per me stessa, abbiamo fatto delle ricorrenze, ma devo dire che la solidarietà da parte di alcune istituzioni non ci sono.
Abbiamo sentito Romina che ha detto appunto alle riflessioni che molti hanno fatto. Allora grazie, allora sentiamo anche Emanuele Bozzetto. Ecco l'importanza, questi genitori vogliono persone che agiscono, vogliono essere ascoltati, vogliono partecipare ai tavoli e invece noi abbiamo creato le associazioni, il sindaco De Zotti, lo dico anche a Emanuele Bozzetto, le associazioni abbracciano le associazioni perché ci sono tantissime associazioni in prima linea perché politicamente non sono supportate, perché non hanno la struttura, e sto parlando di genitori. Noi le abbiamo messe assieme, Bozzetto, le abbiamo messe tutte assieme e le ascoltiamo e portiamo avanti tutti insieme. Non c'è il re, la regina e i principini, perché qua bisogna stare attenti, perché qualcuno vuole la sua visibilità, faccio da solo, non voglio nessun altro. L'importanza di capire di fare squadra, di stare assieme, di non avere la propria visibilità, ma la visibilità per la comunità, è così che ci si muove. Noi sui fogli il sindaco che vedrai, l'ho fatto vedere anche a Emanuele Bozzetto che ha affermato che è questo, c'è Veneti schiacciati dalla crisi, vedete che c'è Veneti schiacciati, perché? Perché strutturalmente per andare in Europa sono quella che è più strutturata proprio come associazione, perché abbiamo gli avvocati all'interno del direttivo, perciò non è che puoi andare in Europa presentandoci con qualsiasi filo. Però oltre a questo, Veneti schiacciati dalla crisi, forse siamo quelli che hanno più coraggio di muoversi subito comunque e si parte, abbiamo le associazioni nazionali che ci supportano. Non siamo soli, qui nel Veneto partiamo con questo, poi vedremo, ma a livello nazionale ci siamo. Quanto importante è la squadra, Bozzetto? Lei faceva parte anche dei Fanti, non so se fa ancora parte dei Fanti, perché mi ha anche aiutato con le farmacie, anzi ripeto che oggi fino a venerdì c'è la raccolta farmaci per i bambini nelle farmacie, qua devo ringraziare l'associazione Combattenti di Treviso che mi sta dando una mano come volontariato, perciò se andate nelle farmacie del territorio sapete che c'è questa raccolta per i bambini che non hanno la possibilità di prendere, poi vengono distribuite alle associazioni. Qui a Treviso maggiormente ho 21 farmacie che arriveranno al Banco Solidale. Prego Fanti. Sì, allora sì, ho fatto un po' varie cose, nel senso, e grazie a te credo che tu hai sempre dato voce a delle richieste immediate e concrete dei territori. No, ho anche fatto il sindaco, nel senso che la comunità in qualche modo, come dire, va stimolata, e io torno anche alla signora. Io lavoro con associazioni vittime della strada, fa parte anche della mia professione, però come dici te e come mi sono reso conto nella mia esperienza di vita, alla fine bisogna fare squadra, bisogna fare rete. Allora, da quel punto di vista si possono fare proposte di legge, giusto? Si possono fare emendamenti, si possono fare circolari, si può andare nei consigli comunali, nei consigli provinciali, nei consigli regionali. Cioè voglio dire, ci sarà pur qualcuno che raccoglie queste necessità. L'altro aspetto, per esempio, l'Italia è uno dei pochi paesi in cui è concesso lo 0,5 grammi litro rispetto alle sostanze alcoliche. In altri paesi siamo a 0,0. Quando ci si mette in strada dovremmo pensare per la nostra responsabilità e di quelli che anche nel frattempo incrociamo. Giustamente il cellulare è una delle cause di mortalità, di incidentalità pazzesche. Vediamo gente che guida in autostrada che sta chattando. Ai semafori che si abbassa. O legge il giornale, o la signora che si trucca. La signora che si trucca, come fossimo in bagno o a casa nostra. Io, un carissimo amico Fabio Vivi, mi dice: guarda che ogni volta che tu ti fai così, guardi il cellulare e rimetti a 50 all'ora, hai fatto 15 metri. Il campo visivo si restringe anche con una unità /2, quindi non vedo chi sta a fianco, chi sta camminando, non vedo la segnaletica stradale. Un tamponamento, un fattore di rischio. Allora, alla fine credo che è la nostra coscienza che deve reagire e deve indignarsi quando certe cose non vengono fatte. Il governo non l'ha adottata e si torna da capo. Si torna da capo, perché se una cosa è giusta è giusta. Ma se non veniamo ascoltati in Italia andiamo in Europa, perché là ci sono tanti soldi, io ve lo dico sempre, hanno una montagna di soldi, guardate che voi non avete idea i soldi che ci sono in Europa, voi non, guardate che ve lo dico per cose certe, non è che ve lo dica perché, sapete quando parlo per sicurezza, non perché mi invento delle cose. Abbiamo Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Anche oggi interessantissimo il commento. Allora Mirella, io mi sono informato per quanto riguarda l'airbag che secondo me è utilissimo. Allora, negli Stati Uniti
in altri paesi d'Europa e negli Stati Uniti l'airbag ce l'hanno, ok? Adesso non lo so come, perché non sto qua a spiegare tutto, però ho sentito che naturalmente è anche addirittura obbligatorio. Allora io dico una cosa, come mai che qua da noi se ne fregano di queste cose che sono molto importanti e non vengono prese in considerazione? Cioè, questo è quello che io voglio dire, no? Poi un'altra cosa, Mirella, cioè è inutile che stiamo qua a batterci, a fare tante cose per la strada, gli incidenti purtroppo capitano, succedono sempre di più anche se andiamo avanti di questo passo. La gente è impazzita, non mettono mai fuori la freccia. Forse è per quello che quel signore che ha fatto l'incidente non ha visto la macchina arrivare avanti, evidentemente quell'altro non ha visto vedere la freccia. Grazie Maurizio, fammi andare avanti, comunque sei stato chiaro, ti ringrazio. Come vedete è un argomento che interessa tutti, stiamo parlando della nostra vita, cioè non è che stiamo parlando di qualcosa di così, esatto. È la nostra vita, come ripeto, basta che ne trovi uno nella tua vita, non è che ne devi trovare mille. Sindaco, invece io vorrei parlare anche di Jesolo, come è andata la stagione, ecco come si presenta, ecco so che lei fa tantissime manifestazioni anche autunno-inverno, primavera, poi arriva l'estate, il boom. Com'è la situazione, Sindaco? Com'è andata la stagione? È stata una buona stagione, direi un'ottima stagione, considerando l'anno particolare che ci trovavamo a vivere, perché il meteo non è stato esattamente un nostro alleato, perché fino a metà giugno e poi da metà settembre la pioggia l'ha fatta da padrone, quindi è stata molto corta, diciamo, come cuore dell'estate. Nonostante questo i numeri sono assolutamente positivi, perché assomiglieranno molto a quelli in termini di presenze del 2023, quindi grosso modo 5 milioni e mezzo di presenze, quindi davvero ottimi numeri. Ovviamente ci sono alcune criticità date dall'aumento dei prezzi, che da un lato si riflette nei confronti dei nostri turisti, dall'altro si riflette nei confronti delle nostre stesse aziende, perché ovviamente la medaglia ha due facce. C'è il tema della difficoltà di reperire il personale, però nonostante questo, ripeto, siamo abbastanza soddisfatti, guardiamo con fiducia anche all'anno a venire, perché nonostante intorno a noi ci siano delle destinazioni che crescono, pensiamo all'Albania, pensiamo a questi nuovi mercati, nonostante questo la qualità dei servizi che si trova a Jesolo è sempre premiata. Noi ormai da tanti anni, questa città lavora molto anche nel costruire un'offerta turistica che sia anche alternativa a quella estiva, quindi l'inverno, l'autunno sono un secondo mercato per noi. Stiamo per iniziare tutta la rassegna natalizia, quindi da questa settimana iniziamo con il mercatino, con il villaggio di Natale, poi avremo il Sun Activity, quindi i presepi di sabbia, i presepi di ghiaccio, i presepi di sassi, avremo il J-Museo con 2 mostre bellissime di arte contemporanea, un'offerta che riguarda tutta la città sarà collegata anche dai trenini a disposizione dei nostri visitatori, quindi sta per iniziare un periodo veramente molto intenso per Jesolo, ovviamente con l'altro grande tassello che riguarda la nostra città, che è quello della viabilità, con i temi della Via del Mare, con la bretella verso est. Proprio oggi sarò in regione assieme a altri sindaci del territorio per un aggiornamento appunto sulle vie del mare, che è una risposta importantissima in termini di viabilità di accesso per la nostra città, per Jesolo, per Cavallino Tre Porti ovviamente. Vede Sindaco, io mi domando spesso se qualcuno ci fa o ci sta. Allora parliamo di tecnologie, noi facciamo ponti nel mondo che collegano, abbiamo delle strade incredibili, noi siamo ancora a parlare cosa fare per arrivare a Jesolo, ecco, su questo imbuto che arrivi, ecco, con la tecnologia che abbiamo. Io penso che nel 2024 forse avremmo già dovuto dare risposta, ma c'è sempre
qualcosa che non quadra, perché cambiano i governi, cambiano i sindaci e cambiano, è la burocrazia e i soldi, ma alla fine dove si vuole si va a parare. È questo che a me fa rabbia, perché noi abbiamo la possibilità di fare, sindaco, abbiamo la possibilità di fare, lei fa bene a battersi, perché non è possibile fare ore e ore e ore su queste colonne perché c'è l'imbuto, ma volete dirmi che non riusciamo a superare questo? E fate bene veramente a riunire, perché lei ha detto i numeri che fa Jesolo. Bozzetto, cosa dice rispetto a questi numeri? È possibile avere ancora queste strade? Prego. Poi se fai le strade è cemento, e allora anche là cemento, ma cosa facciamo? Qualcosa bisognerà fare dove serve, non dove non serve. Prego. Sì, credo appunto che il sindaco giustamente rappresenta un problema che è strutturale ormai in Italia, cioè abbiamo tanti turisti, il problema è come arrivare nelle strutture. Allora, io credo che come anche rispetto alle alluvioni, rispetto ai sistemi idraulici, rispetto a tutti quei sistemi in cui ad alcune strutture che hanno 50-60 anni che vanno messe a norme. Tornando sulla viabilità, come dire, è un controsenso rispetto a un'idea di progresso, che poi viabilità vuol dire sicurezza, vuol dire come le costruisci, vuol dire tutte le ciclopedonali, vuol dire tutte le... per esempio il traffico pesante che andrebbe orientato diversamente per liberare spazio ai cosiddetti cittadini che transitano per altri interessi. A volte ho anche l'idea che ci sono la troppa burocrazia, i limiti che hanno i comuni nei bilanci, le risorse destinate e poi, come dici bene, se uno termina il suo mandato, quello che arriva dopo non può come dire, via tutto, via tutto perché non l'ho fatto io. Perché adesso arrivo io. Quindi è esattamente, cioè, le risorse e gli interessi sovracomunali, sovraregionali, sovranazionali andrebbero blindati, giusto? Cioè, la SPV ne è un esempio. Io ero ancora assessore, quindi parliamo fine anni 90 e siamo ancora qualcosa. Spiega cos'è la SPV, Bozzetto? Sì, la superstrada per Montana Veneta. Quindi parlo per la mia esperienza, cioè 25 anni, 20 anni, problemi di trasporto, di costi, di produzione, di materiali. Quindi voglio dire una viabilità, per esempio, alternativa legata alla funzionalità. Il cittadino raggiunge, il turista raggiunge per una viabilità i trasporti e quant'altro, le merci, gli interessi, tutte le partite IVA, il mondo che muove dell'economia. Quindi voglio dire, siamo un sistema come dire, che è progredito, però ci stiamo un po' scavando forse la fossa perché siamo arretrati rispetto a queste strutture. Pubblicità. Siamo con Manuele Bozzetto, esponente bassanese Cittadinanza Attiva, assieme a Christopher De Zotti, sindaco di Jesolo. Sindaco, com'è la situazione secondo lei? Riuscirete a far sentire la vostra voce? Perché lei, la voce, oltretutto siete i sindaci. Io dico sempre sindaco ai sindaci, perché li ho sempre in trasmissione, che voi avete l'esercito. Avete un esercito enorme, sono i cittadini che vi hanno votato e se voi vi mettete assieme, tutti i sindaci assieme, cosa che in parte state facendo, avete gli eserciti che vi supportano, ma siete tiepidi, non so, io vi sento tiepidi, non vi sento con le forze che avete i nostri onorevoli, i nostri senatori, fanno parte dei vostri partiti politici, devono darvi risposte, devono supportarvi su quello che voi chiedete al territorio, perché i problemi sono sempre quelli, non è che siano problemi diversi. Mi sembra che siete tiepidi, sindaco, o sbaglio? Non siete Rocca, alla Mirella piacete Rocca invece. Questione di visione. Io conosco tanti sindaci che lavorano dalla mattina alla sera 7 su 7, perché dopo il sindaco non lo fai a part time o quando vuoi. C'è una questione di stile. Io personalmente preferisco, più che urlare, più che fare le scenate, lavorare e fare i fatti concreti. È una questione anche di stile. Io penso che i sindaci invece siano dei battaglieri, perché fanno un lavoro complicatissimo. Siamo costantemente sottoposti giustamente al giudizio delle persone, perché credo siamo i politici, diciamo, più vicini al territorio, quindi giustamente i cittadini, poi quelli che ci votano, giudicano ogni giorno quello che facciamo, quello che non facciamo, quello che diciamo e quello che
che non diciamo. Secondo me fare l'amministratore locale è molto complicato in questo momento, davanti a noi abbiamo periodi che non saranno sicuramente più facili di quelli che abbiamo passato, perché abbiamo visto che avremo risorse che andranno a diminuire, avremo la difficoltà a riassumere tutti i nostri dipendenti, abbiamo sfide importantissime per i nostri territori, quindi non è facile. Penso che ogni sindaco cerca di farlo nel migliore dei modi, e dopo, appunto, siccome il nostro mandato fortunatamente non è infinito, finito il nostro mandato siamo sottoposti al giudizio delle persone. Sindaco, vede, io non ho detto di urlare e di usare le maniere forti, io ho detto che voi dovete scendere con gli eserciti. Se non vi ascoltano, voi dovete portare gli eserciti, che siamo noi, i vostri cittadini. E voi spiegate al cittadino che avete bisogno di questa figura che scenda nelle piazze per portare avanti i problemi che hanno i cittadini. Guardi, sindaco, io le posso assicurare che scendono in piazza i cittadini quando sanno che è per un motivo valido. Adesso non scendono più nelle piazze perché non sono mai stati ascoltati. No, ma se siete voi, perché voi siete quelli che fermano quando uscite dal mattino di casa, siete voi il vostro punto di riferimento. Non sono altri, in regione non arrivi, in provincia non sai neanche cosa stiano facendo, perché ancora non si sa cosa sia la provincia. A livello nazionale non ne parliamo. Capisce, sindaco, che se ogni sindaco si presenta coi propri cittadini a dare risposta. Avete visto gli agricoltori quando sono scesi con i trattori, come il governo ha cambiato? Si ricorda il sindaco quando hanno visto i numeri che scendevano nelle piazze? Capisce che non serve urlare, bisogna farsi vedere, perché così non potete più andare avanti. Hanno tagliato ancora. Mi dite come fate a rispondere ai vostri cittadini con quelle poche risorse che avete? Sindaco, poi sentiamo Bozzetto. In qualche maniera faremo, i comuni sono abituati a fare. Io sono anche diciamo abbastanza fortunato perché amministro un ente che qualche risorsa in più ce l'ha, perché noi abbiamo ad esempio l'imposta di soggiorno, abbiamo un IMU abbastanza corposa, anche se ovviamente i problemi sono proporzionati, quindi bilanci grandi, problemi proporzionati. Però ci sono veramente sindaci che sono degli eroi, che non hanno personale, non hanno risorse. Ieri sera ho parlato con amministratori di un comune più piccolo del nostro, che quando si brucia il lampione vanno loro a sostituire direttamente i fusibili. Io sono fortunato perché ho una società partecipata e non è una cosa a cui devo pensare. In qualche maniera faremo. Di certo uno dei temi è sicuramente quello dell'autonomia, perché la recentissima sentenza della Corte Costituzionale fortunatamente non va a smontare l'impianto di base della riforma, e questa è una buonissima notizia. Però in tutta questa discussione si è posta l'attenzione soprattutto su un tema che è quello delle risorse, ma il tema dell'autonomia, soprattutto in territori come i nostri, come al nord, non è esclusivamente una questione di soldi, permettetemi, è una questione di responsabilità. Perché se in questa parte del territorio abbiamo enti che, nonostante i tagli, riescono a tenere i bilanci, enti in dissesto finanziario non ce ne sono in Veneto da moltissimi anni, c'è una questione di responsabilità, di capacità di amministrare, e permettetemi, non possiamo continuare a premiare sempre quelli che non sanno nemmeno tenere un bilancio, che non sanno amministrare i propri comuni. È una questione di correttezza e anche di servizio al cittadino alla fine. Sentiamo Emanuele Bozzetto, che anche Emanuele Bozzetto è stato sindaco, come commenta le parole di Christopher De Zotti. Sì, concordo col sindaco, e sicuramente le leggi di bilancio oggi vanno purtroppo a decurtare, no? È un discorso di competenze, però diciamo che penso che all'oggi il PNRR è comunque venuto incontro. Sui sistemi sociali le nuove ATS obbligheranno i comuni a creare questo ente sovracomunale che gestirà alcune funzioni e alcuni servizi in forma allargata, è d'accordo. Il mettersi insieme, parliamoci, che io ho fatto anche presidente di una unione di comuni,
Per esempio l'illuminazione, la videosorveglianza, la sicurezza all'epoca ce la davano al 70%, quindi è ovvio che su alcune funzioni miste bisogna mettersi insieme. Jesolo forse può già contare per conto suo, perché è un comune che anche con la tassa di soggiorno alto ha le proprie, però credo che comunque il sistema delle risorse vada sempre colto. Non riusciamo a intercettare probabilmente i fondi europei. Sì. Ecco, quindi ecco, e quella è un'altra seria questione. Alcuni transita per regioni, alcuni per i comuni che stanno assieme. Quindi credo che il mettersi insieme è la via obbligata, non è il futuro, è già il presente. Dopo credo che siamo d'accordo che su alcune, quindi videosorveglianza, sicurezza, viabilità complementari, scuole, costi e quant'altro, è anche vero che a volte i piccoli comuni non ce la fanno da soli, no. E ragione vorrebbe, come nelle questioni di cui si parla oggi, che l'unica via, l'Italia ha 8.000 comuni, il Veneto non so neanche per 560, però credo che il presente chiama delle competenze integrate e anche delle nuove professionalità. Quando parliamo di raccolte differenziate, quando parliamo di uffici di progettazione, quando parliamo di comuni con termini che devono progettare un piano degli interventi. Di digitale. Ecco, per esempio il PNR ha dato molti soldi per quindi servono anche competenze, ripeto, conoscenze che oggi come oggi, e però io dico sempre attenzione al cittadino, perché attenti, non tutti possono farsi la piattaforma, perché l'altro vero problema secondo me è che tu puoi dare degli strumenti, però poi bisogna vedere chi è in grado di utilizzarli. Molte volte per avere anche delle contribuzioni anche in sanità, iscriversi, entrare, scaricarsi il modulo, completare il modulo, reinviarlo, cioè noi ci rendiamo conto, Cittadinanza Attiva fa questo servizio per esempio di aiuto e accompagnamento, perché non è detto, alcune zone sono scoperte, le zone di montagna la linea non arriva. E anche abbiamo una popolazione diversamente giovane che non tutti sanno adoperare questi strumenti nuovi, questa nuova tecnologia, perché non gliel'abbiamo insegnato. E se tu non arrivi entro un certo tempo scade la domanda, scade il contributo, scade l'accesso. Allora possiamo avere le risorse, ma se non mettiamo il cittadino in condizione di un minimo di alfabetizzazione, ma anche di competenze dove in presenza dai una mano, ho il dubbio, temo che la marginalità e il disagio purtroppo cresceranno. Allora, Sindaco De Zotti, abbiamo parlato di quello che è stato anche questa estate, adesso vorrei parlare anche di Movida, di Baby Gang, ma soprattutto anche di ambiente. Sempre di più il turista chiede un ambiente con molto verde, passeggiate. C'è questo, tanto è vero che noi abbiamo molti numeri che vanno sempre all'estero, specialmente in Croazia. Ecco, perché bisogna dire anche le cose come stanno, perché dicono c'è un ambiente diverso, c'è un ambiente dove respiro in maniera diversa. È così secondo lei, oppure tutti quanti si stanno muovendo per dare anche questa risposta, di far sì che non ci sia solo il cemento, il grattacielo, ma ci sia anche un ambiente accogliente che è il verde, la natura, che è quello che vuole il turista poi alla fine. Basta vedere con le piste ciclabili come sono frequentate e non solo. Prego Sindaco. Sì, ormai è evidente che non una quota, ma tutti i turisti, soprattutto quelli di origine straniera, mettono il tema dell'ambiente, della sostenibilità al centro della propria scelta di vacanza, quindi su questo bisogna sicuramente porre particolare attenzione. Noi ci stiamo lavorando molto, sia come manutenzione del verde, perché dobbiamo porre l'accento anche su questo. Noi ad esempio abbiamo un impianto di alberature molto importante, molto concentrato sui pini, ma i pini dopo 50-60 anni in ambiente urbano rischiano di non trovare più le condizioni per una stabilità, per una sicurezza, quindi ci vuole una manutenzione importante su questo. Abbiamo iniziato una politica di forestazione, di piantagione di alberi, abbiamo stretto un accordo un anno fa con Legambiente, abbiamo piantato 500 alberi in estensione del bosco di Jesolo. In questi giorni è partito un cantiere finanziato con fondi europei in cui andiamo a piantumare in un'area urbana residenziale di Jesolo quasi 4.000 fra arbusti e piante, quindi anche una capacità di assorbimento della CO2 di decine e decine di tonnellate ogni anno. Stiamo lavorando molto sulle piste ciclabili, come diceva lei. Abbiamo in queste settimane in conclusione 3 piste ciclabili importantissime finanziate da PNRR per un investimento di 5 milioni di euro. La Regione sta chiudendo
la ciclovia Venezia-Trieste che passa anche per Jesolo a bordo Laguna di Venezia. Con il 2025 partiremo con un'altra pista ciclabile a bordo Fiume Sile proprio nel centro storico di Jesolo, quindi stiamo lavorando moltissimo sui temi della sostenibilità, perché appunto, come diceva lei, è un elemento essenziale per la scelta delle vacanze, ma permettetemi anche un elemento di qualità della vita delle persone, perché io penso, e su questo sono abbastanza convinto, che una città che accoglie bene i turisti è una città in cui si vive bene e quindi sia una città che offre qualità di vita e servizi prima di tutto per i propri residenti. Abbiamo Giusy in linea, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Volevo fare una domanda al sindaco De Zotti. Avete mai chiesto, sindaco, a chi è addetto a parlare con tutti i tronchi che vi arrivano dai fiumi in piena? I verdi dicono che non sono loro che devono appulire l'alveo del fiume e quelle spese che voi avete per recuperare tutti questi tronchi in spiaggia, perché mi dicevano che non si può neanche usare per bruciarli, perché dentro i fiumi ci sono tante cose, insomma, che non va bene, insomma, e non si possono neanche bruciare. Ma la manutenzione chi è che paga? I cittadini, insomma, vostri? Ha capito? Questo volevo chiederle. Grazie. Grazie a te Giusy, prego sindaco. Allora, paga pantalone come sempre. Questo è una delle questioni che ad esempio dobbiamo affrontare. L'anno 2024 è stato un anno tragico per l'apporto di materiale legnoso sulla spiaggia. Il costo va sicuramente nella bolletta degli esolani, quindi delle nostre aziende, dei nostri cittadini. Una nota positiva è che Veritas, che è il nostro gestore, da qualche anno una buona parte di quanto raccoglie lo conferisce a biomassa, quindi non diventa un costo ma diventa un recupero di costo. C'è sicuramente una parte di costi che resta sul territorio. Da quest'anno c'è una piccola perequazione, un piccolo aiuto per i comuni costieri in ARERA, che è diciamo l'ente garante nazionale sulle bollette dei rifiuti. Ha messo per ogni bolletta di ogni utenza una quota di 1,50 € che poi vengono destinati ai consigli di bacino, in questo caso il nostro consiglio di bacino, proprio per la gestione di emergenze, quindi una parte anche dei costi verrà recuperata. Di certo c'è un tema che è quello del coinvolgimento, come diceva la persona che ha chiamato, di tutti i comuni che nel nostro caso affacciano sul fiume Piave, perché è ovvio che tutto questo legname non arriva per caso, non viene generato dal mare, ma arriva proprio dai fiumi. Su questo è una questione aperta da tanti anni, probabilmente la Regione potrebbe dire qualcosa su questo tema. Sì, in effetti è proprio vero, perché anche la Regione deve battere un colpo, perché in effetti è l'ente più proposto, diciamo, per fare questo. Prego Emanuele. Sì, no, ovviamente concordo col sindaco. Io se penso al fiume Brenta, per esempio, no, ai consorzi di bonifica o anche per esempio ad altri enti, il problema è chi raccoglie, no, con le piene di qualche settimana fa, di qualche mese fa. Poi teniamo appunto conto anche dei cambiamenti climatici, quindi chi fa manutenzione in alveo. Sono enti molte volte che non hanno personale. Certo. E quindi voglio dire, a chi tocca le competenze, poi se uno si fa male, se si crea un problema a monte o a valle. E per questo, come dicevi tu, che forse anche la politica con la P maiuscola o i sistemi dovrebbero in qualche modo riaggiornarsi e riattualizzarsi. È pur vero che dopo il cittadino alla fine è il beneficiario, ma deve anche pagare forse costi che una volta erano propri di altri enti e di altre strutture. Teniamo conto dei cambiamenti climatici, perché abbiamo visto in tanti paesi andare sott'acqua, in tante realtà vere
per problemi di gestione dove il cittadino non può da solo ovviamente affrontare. Per cui credo che fosse una politica allargata e delle competenze allargate, ma anche dei costi. Andranno messi in ordine nei prossimi bilanci, nei prossimi enti, quello che la natura sta cambiando e quello che giustamente dopo deve essere un intervento anche a salvaguardia dell'ambiente, della viabilità. I fossi per esempio, no, che sono stati intubati, cioè adesso se vogliamo estendere Jesolo la sua caratteristica, la pianura o la pedemontana ne ha altri, no? E quindi voglio dire, il cittadino molte volte paga, però subisce anche il danno, questo è il punto. Allora andiamo a vedere, prima si parlava con il sindaco, ho chiesto al sindaco De Zotti con queste baby gang, con questa movida, andiamo a vedere cosa è successo proprio a Jesolo e poi lo commentiamo col sindaco De Zotti. Dacci tutto quello che hai, la frase che un minorenne si è sentito dire da 3 coetanei che lo hanno prima cerchiato e poi minacciato con un coltello. I fatti nella notte tra il 5 e il 6 agosto sul lungomare Sofia Loren a Jesolo, con i baby rapinatori che dopo essersi fatti consegnare una cintura griffata e pochi spiccioli sono scappati. Una fuga la loro che è durata ben poco. Gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti infatti a rintracciarli e identificarli sempre nella città balneare. Si tratta di 3 soggetti giovanissimi, uno poco più che maggiorenne, nato a Treviso ma residente a Spilimbergo, gli altri 2 minorenni, uno di Treviso città, il terzo una ragazza dello Pitergino. L'accusa è quella di rapina e di loro si sta occupando anche la Procura dei minori di Venezia. Nei confronti dei 3 intanto sono stati emessi alcuni provvedimenti, un foglio di via da Jesolo per 3 anni per il maggiorenne e 2 DASPO urbani per i minori di 2 e 1 anno, misure che per il primo cittadino fanno la differenza. La cosa importante, e questo è quello che un po' diciamo, è che quando succede qualcosa che c'è la prontezza da parte delle forze dell'ordine di intervenire, questa c'è, ma soprattutto ci sia una politica di allontanamento dal territorio in maniera tale che passi il messaggio chiaro che se uno vuole venire a Jesolo per fare casino, per commettere anche dei reati, non è benvenuto e in qualche maniera la paga. Resta da capire se i ragazzi in questione siano gli stessi che hanno colpito nelle sere scorse anche a Zenson di Piave, sempre armati di un coltello, alla ricerca di spiccioli facili da usare alle giostre. Vittima in quel caso era stato un 60enne, papà di una ragazzina intimidita poco prima. Segnalazioni sono arrivate anche da Fossalta. In attesa di chiarire eventuali relazioni e incrociare le informazioni, da Jesolo si sottolinea come la maggior parte di reati commessi da minori, tra l'80 e il 90%, sia perseguito. Dal sindaco in vista del Ferragosto parte un messaggio chiaro. Questo è un messaggio che diciamo chiaramente: a Jesolo chi vuole venire a far casino o a non rispettare le regole non è benvenuto. Allora abbiamo Adriana da Jesolo in linea. Ciao Adriana, come stai? Buongiorno Mirella. Buongiorno. Così con il salute va bene, andiamo avanti, coraggio e andiamo avanti. Brava. Prego. Insomma Mirella, sto diciamo bene, dai, andiamo avanti con il salute. Volevo dire al sindaco di Jesolo, devo ringraziare il sindaco di Jesolo perché è persona veramente che dà un esempio, diciamo, penso un anno fa è andato primo a spiaggia di cogliere rifiuti, diciamo, plastica e tutto il resto. Quello che lui fa per Jesolo penso che è veramente un esempio bravissimo. E spero che così rimane anche con i altri lavori. Grazie. E io come pensionata volevo solo chiedere una cosa: se lui accoglie in suo ufficio anche pensionati, perché ci sono un po' problemi. Un incontro col sindaco, insomma, Adriana, cara Adriana. Penso che te lo meriti proprio, anche perché stai facendo un percorso difficile. Grazie Adriana, prego sindaco De Zotti. Vedi che ho ragione io che avete gli eserciti, voi che vi supportano. Se fate bene, siete anche promossi, fanno fare 3 mandati addirittura. Prego sindaco. Allora, intanto ringrazio la signora Adriana e assolutamente io ricevo tutti i giorni senza problemi, quindi è sufficiente che la signora Adriana
si rivolga alla segreteria del sindaco, può chiamare, può venire di persona e fissiamo un appuntamento a stretto giro, non ho un'agenda lunga, ecco. Per quanto riguarda il tema sicurezza, sicuramente è un tema centrale, però quello che voglio dire è che i problemi che vediamo a Jesolo nei 3 mesi estivi sono i problemi che poi vediamo 12 mesi all'anno nelle nostre città, perché come si diceva appunto nel servizio, e poi effettivamente è stato così, questi ragazzini che hanno fatto questa rapina erano dei ragazzini che le stesse cose le facevano nei giorni precedenti appunto nell'entroterra trevigiano, quindi i problemi sono gli stessi. Il vero problema in questo momento è un problema sociale enorme, è quella dell'amplissima diffusione, soprattutto fra i giovanissimi, parliamo di ragazzi delle scuole medie, 13, 14, 12 anni, delle armi bianche. Se noi apriamo gli zaini dei ragazzi che vanno alle scuole medie, alle scuole superiori, troviamo i coltelli. Credo sia un allarme sociale enorme, su questo bisogna fare un lavoro straordinario, che non è un lavoro solo di sicurezza, perché questi problemi non li risolvi solo con le forze dell'ordine, ma li risolvi con l'educazione, con una maggiore presenza probabilmente nelle scuole, nelle famiglie, negli ambiti sociali. Grazie Sindaco, vediamo se hanno trovato quel servizio che volevo far vedere per la raccolta delle firme, chiedo alla regia se l'ha trovato, che è andato nel nostro telegiornale. Ecco, adesso andiamo a vederlo, salutiamo anche il Sindaco De Zotti, chiediamo al Sindaco se questo villaggio di Natale si pensava con Manuele Bozzetto di fare un angolino per noi, Sindaco, per questa raccolta firme, se ci lascerà veramente all'interno per raccogliere queste firme importanti da portare in Europa assieme a queste associazioni di volontariato che rappresentano questi familiari che adesso vedrete, perché per noi è molto importante. Avete situazioni in mano dove può arrivare tanta gente, avete gli spazi, perciò io penso che anche lei, se ha questa sensibilità di riuscire a far sì che queste mamme, questi genitori raccolgano queste firme, perché saranno loro che si esporranno. Andiamo a vedere il servizio, salutiamo il Sindaco, veramente grazie al Sindaco De Zotti di essere stato con noi, Christopher De Zotti, Sindaco di Jesolo, e poi saluteremo anche Manuele Bozzetto. Andiamo a vedere il servizio. Grazie Sindaco. Basta vittime sulla strada. Hanno fermato la Pontebana a Bisnadello per far riflettere chi era alla guida almeno per un minuto sulla sicurezza stradale. Ad organizzare la manifestazione il comune di Spresiano, che ha ripetuto per il 3° anno consecutivo questa iniziativa di sensibilizzazione. Viviamo in un'epoca in cui tutto è in continuo vai, sempre, corri, fa. L'idea di potersi fermare e dire ma perché mi fermo e pensare soprattutto a chi magari per recuperare qualche secondo ci ha lasciato la vita, credo che sia un messaggio forte. Iniziativa comunale per un impegno sulla prevenzione stradale che vede la provincia di Treviso da decenni in prima linea. La strada non nasce pericolosa, lo diventa quando non si rispettano le regole, e quindi fare momenti di incontro, di formazione sicuramente porta dei risultati. Tra i presenti anche Andrea Dan, che da 23 anni ha perso in un incidente la figlia Manuela e che da quel giorno si batte per prevenire i morti sulle strade. A distanza di oltre 20 anni è cambiato qualcosa sulla nostra strada? Sì, sta cambiando la cultura, stanno cambiando le brutte abitudini. Sono cambiati anche i dati statistici. Nel 2000 in provincia di Treviso avevamo dai 190 a 200 morti, ora abbiamo dai 54 a 60 vittime. Sulla raccolta firme per un airbag motociclistico a cui hanno aderito le autorità presenti, ma serve maggiore attenzione anche per i ciclisti, l'appello dell'associazione. Siamo non all'anno zero, all'anno sotto zero, perché purtroppo in questi giorni verrà approvata la riforma del codice della strada voluta dal ministro Salvini e noi l'abbiamo ribattezzato codice della strage, perché non affronta assolutamente quella che è una delle principali cause della mortalità sulle strade, che è la velocità. Altro momento importante è stata la benedizione della panchina bianca per non dimenticare chi ha perso la vita sulla strada, ma anche i familiari che pur continuando a vivere in realtà l'hanno persa con loro, come Barbara, mamma di Jessica e zia di Sara, le due ragazze morte sulla A28 nell'incidente con un SUV nel gennaio di 2 anni fa.
sempre tanto dolore, perché è un dolore che non passa mai questo. È sempre un rivivere ogni volta quella maledetta sera, sempre. Io devo ringraziare veramente queste mamme, questi familiari che veramente ci mettono la faccia per mettere in sicurezza la comunità. Perciò penso che sia doveroso, quando li vedete, di andare a fermare su questi gazebi, perché una firma può, anche la vostra firma, può salvare una vita. Come ci saluti Emanuele Bozzetto e sempre grazie a queste mamme. Grazie molto a te. Allora, che dire, è un impegno civico, è un impegno sociale, va sostenuto. Noi come Cittadinanza Attiva e anche come rete bassanese di molte associazioni sosterremo questo progetto, è un atto di responsabilità. Guardavo prima anche quei giovani un po' allo sbando, no? Le scuole, la prevenzione, i territori, l'incidentalità, i codici. Guardate, secondo me ci sono due: o si resta passivi o siamo cittadini attivi. Quindi bene questa rete, complimenti ancora a te per quello che è il nostro spirito. L'unico diritto dovere di cittadini che abbiamo è quello di agire. Quindi azione e coordinamento fra tutti. Grazie anche a Emanuele, veramente grazie Emanuele Bozzetto, esponente Bassanesi Cittadinanza Attiva, grazie ancora al sindaco di Jesolo Cristian De Zotti di essere stato con noi, grazie, pubblicità. Dalle tradizioni al digitale, con le tradizioni parleremo con Tiziano Spigariol, cultore delle tradizioni venete, associazione Congrega del Tabaro, ma poi passeremo veramente come la sfida di questo momento, che è le sfide dell'intelligenza artificiale, protagoniste al Digital Met 2024, e abbiamo un ospite gradito che è Gianni Potti, che è il suo presidente. Buongiorno Presidente, che piacere averla ospite. Chissà che collaboreremo insieme, visto che siamo tutti e due al Parco dello Storga. Lei da una parte con Comunica, io dall'altra parte con i Veneti Schiacciati. Allora partirei anche con lei, Presidente Potti. Cosa ci racconta questa intelligenza artificiale che dobbiamo ancora capire dove ci porterà? La delicatezza di questa fase, bisogna capire veramente di cosa si parla. Prego Presidente Potti. Mi pare che questa parola intelligenza artificiale sia diventata una delle parole più usate in televisione dai politici di tutte le salse. La realtà è che pochi sanno, ad esempio, che l'intelligenza artificiale come termine nasce nel 1956, quindi non è una scoperta di questi giorni o di questi anni, e da circa 2 o 3 anni è venuta di interesse generale. Perché? Perché evidentemente è esplosa a livello di utilità per la pubblica amministrazione, per il singolo cittadino. Io sono convinto che sarà un grande aiuto sulla salute, ad esempio, poter matchare, confrontare i dati di cartelle cliniche dall'Australia agli Stati Uniti all'Europa in tempo reale. Può salvare moltissime vite, può essere molto importante nell'istruzione, nella scuola. Certo, il tema base è conoscere cosa facciamo. Io ripeto sempre che quando noi utilizziamo questo aggeggio che abbiamo qui in mano tutti quanti, che si chiama smartphone, dobbiamo essere preparati, conoscere a cosa si va incontro, i rischi della rete, e questo vale anche per i nostri giovani, quindi privacy, etica, cyber security, cioè tutte voci che danno l'idea anche dei problemi che, se non si conoscono, si affronta al telefonino facendo la classica password Pippo oppure 1, 2, 3, 4. Ecco, questo è da evitare, quindi la formazione è fondamentale. Ho sentito prima parlare di alfabetizzazione digitale, ed è esattamente quello che fa Digital Meet ormai da 12 anni in tutta Italia. Presidente Potti, quello che però dobbiamo anche capire che è un argomento molto delicato. Io ho avuto ospite il professor Gerosa, che sta cercando di mettere a punto questo cuore artificiale, e alla mia domanda: mi scusi professor Gerosa, ma poi alla fine c'è sempre l'uomo che deve gestire questa cosa, e lui mi ha detto: lei Mirella ha letto il mio trattato? Allora no, perché io ho detto quello che ha detto lei.
tanto artificiale, ma alla fine è sempre la figura umana, questo uomo che si occupa di questo, che manovrerà questi nuovi meccanismi. Prego, Presidente Potti. Mi fa piacere che Gino Gerosa, che ho sentito proprio nei giorni scorsi ed è stato nostro ospite a Digital Meet di quest'anno, abbia detto queste cose e non ho dubbi sulla sua visione. È l'uomo al centro. Quando sento parlare che l'intelligenza artificiale può scappare di mano e alcuni pensano a scenari tipo Blade Runner, faccio un esempio di un film, no, l'intelligenza artificiale non è questo. E alla fonte comunque c'è l'uomo, e come dice il nostro amico Federico Faggin, che è stato anche lui ospite quest'anno di Digital Meet, la vera differenza tra la macchina e l'essere umano resta sempre l'anima, resta sempre quello che l'uomo ha in più rispetto a qualsiasi macchina. Quindi io non temo il futuro, però ripeto, la conoscenza è fondamentale. Il futuro che si sposa o cerca anche di sposare le tradizioni, perché le tradizioni sono anche la nostra storia e dovremmo portarle anche nel futuro. Cosa dici veramente, Tiziano Spigariol, un amico da tanto tempo che veramente sta cercando di fare questo con le tradizioni, portandole anche a conoscenza di quei giovani che non conoscono, che non sanno. Prego, Tiziano Spigariol. Ecco, intanto volevo esortire con un saluto, buongiorno a tutti e buongiorno Veneti. A proposito della domanda, per rispondere alla stessa, volevo dire che è una vita, la mia, spesa nel recupero, nella rivalutazione della cultura e delle tradizioni di questo popolo in tutti i suoi aspetti, radici da riscoprire se vogliamo, ma da salvaguardare e da promulgare, proprio perché si dice noi siamo ciò che vogliamo essere, non dimentichiamoci di quello che siamo stati. A proposito della giornata di oggi, anche oggi è una bella giornata. L'estate di San Martino continua, un po' in maniera anomala rispetto ad altri anni, perché si concludeva in 2, 3, 4 giorni al massimo. Oggi abbiamo 10 giorni ormai in cui l'estate di San Martino continua. Io però volevo porre a voi l'attenzione su questo, sul messaggio di Martino, che con il taglio del suo mantello, un po' più di freddo a te, un po' più di freddo a me, un po' più di caldo a te, dava questa testimonianza di aiuto concreto al povero, al viandante infreddolito. Ecco, la mia speranza è che tutti noi possiamo essere un po' San Martino in questa nostra vita reale e un appello alle istituzioni perché... Fermo, perché abbiamo Vladimiro da Rovigo, se no mi cade la linea, poi continueremo. Vai Vladimiro. Grazie Mirella, che non ti ospiti in studio. No, volevo fare una domanda all'ospite di collegamento. Dico in parole semplici per far capire la mia domanda. L'intelligenza artificiale può creare da se stessa nuova intelligenza, cioè elaborando una memoria in quello che fa e quindi aumentare da se stessa l'intelligenza che ha, oppure rimarrà per sempre l'intelligenza che viene assegnata all'inizio dall'uomo che l'ha creata e quindi oltre questo non andrà mai? Perché penso che il pericolo vero, ammesso che sia possibile, che
che rappresenta l'intelligenza artificiale è che possa da se stessa creare nuova ulteriore intelligenza. Grazie e buongiorno. Grazie a te Vladimiro. Allora, prima di rispondere a Vladimiro con il presidente Gianni Potit, facciamo terminare il nostro Tiziano Spigariol. Prego Tiziano. Dicevo che la caratura di una società si misura nel come riesce, proprio perché è più evoluta, riesce a dare una mano ai diseredati, alle persone più deboli, alle persone che hanno davvero bisogno. Alle fragilità. Alle fragilità, e qui abbiamo fragilità di tipo fisico e ce ne sono molteplici, ma anche fragilità, grosse fragilità di tipo sociale. E anche queste non mancano di sicuro. Specialmente anche con i nuovi meccanismi che abbiamo, questa popolazione diversamente giovane, Presidente Potti, alla quale non è stato insegnato di usare questi nuovi strumenti. Noi andiamo in Australia e vediamo i diversamente giovani che usano gli iPad, tutta la strumentazione in maniera incredibile, perché qualcuno gliel'ha insegnato. Forse ci siamo un po' troppo dimenticati di queste persone, eppure abbiamo questi giovani che potrebbero insegnare. Ecco, tanto tempo libero, tanta noia, ma mettiti a disposizione. Forse grazie anche a questa struttura che lei ha creato, importantissima, che è Comunica, guardate che è un numero 1, il Presidente Potti che avete questa mattina collegato. Io sono a fianco dei Comunica, però dobbiamo unire le forze, perché io mi occupo di fragilità, Presidente, quelle fragilità poco ascoltate, che hanno poco tempo per veramente essere impiegate. Invece si può fare, si può aiutare, e risponderemo anche al nostro Vladimiro da Rovigo. Prego Presidente Potti. Intanto grazie per le belle parole, vediamo di dire due cose concrete. Intanto rispondo allo spettatore di Rovigo che ha posto una domanda da chilo, diciamo, pesante, ma sicuramente pertinente. Io credo che, ripeto e ribadisco, l'intelligenza artificiale sia e vada governata dall'uomo. Non vedo questo pericolo, però stanno nascendo tantissime cose che non sappiamo dove vanno a finire. Per esempio la velocità di calcolo del famoso computer quantico, per esempio, potrà aprire delle frontiere oggi nemmeno immaginabili. Lo stesso dicasi per il metaverso, che è questo Oculus che noi metteremo per vedere in maniera diversa eventi, manifestazioni, entrare in luoghi. Ecco, tutta questa parte è affascinante, l'importante è che sia governata dall'uomo, però nessuno sa e nessuno ha la sfera di cristallo per dire cosa potrà succedere. Sulla seconda domanda, quella sulle persone un po' più anziane, ma allora intanto sfatiamo un mito. Non sono solo le persone più anziane che hanno qualche problema con la tecnologia, ma anche i ragazzi giovani. È per questo che stiamo facendo una raccolta di firme al Parlamento per far diventare il digitale materia di studio obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado. Perché? Molti si ricorderanno Alberto Manzi negli anni 60 che spiegò agli italiani come con il gessetto sulla lavagna insegnò l'italiano. Negli anni 90 fu la volta della I di inglese, con la necessità per le nostre aziende di andare all'estero e quindi imparare l'inglese per andare sui mercati. Oggi è la volta del digitale, se perdiamo questa partita siamo out. Vi do un dato, non mi piace riempire di troppi dati, c'è un indice europeo, si chiama DAISY, ed è l'indice della Comunità Europea sull'utilizzo del digitale. Bene, l'Italia, che era 25esima, 26esima, dietro a noi solo Romania, Bulgaria, Cipro e poco più, l'Italia si è trovata quest'anno 19esima, che è un dato ancora molto basso, però in ripresa. Ma se andiamo a scavare, cosa scopriamo? Che questo dato ce l'abbiamo perché c'è maggiore fibra finalmente nel paese, quindi l'Italia ha steso della fibra in molte zone non raggiunte dal digitale, da internet,
In alcune aree è arrivato il 5G, questa velocità maggiore che ci ha fatto salire in classifica, ma sull'alfabetizzazione digitale addirittura stiamo tornando indietro rispetto a 2 anni fa. Quindi questa è una battaglia che mi permetto di lanciare dagli schermi di Media Nord-Est, proprio necessaria per lo sviluppo del Paese. Se non capiamo questo, l'Italia avrà dei seri problemi. Oggi la vera battaglia, poi mi taccio, è tra Cina e Stati Uniti sul digitale. La vera terza guerra mondiale in corso è questa, e l'Europa è una spettatrice, l'Italia è un piccolo spettatore dell'intero scenario, a meno che non riusciamo a dare un cambio veloce. Questo lo dobbiamo fare come Paese per i nostri giovani, per il futuro. È vero, Presidente, quello che dice, però mentre i giovani hanno la possibilità di avere una cosa preziosa che è il tempo di imparare, i nostri diversamente giovani non hanno più questo tempo di imparare. Corretto. Dobbiamo aiutarli sì, anche loro di riuscire veramente a comunicare con questi nuovi strumenti, perché non è giusto, non è corretto nei loro confronti, no. Presidente, perché se siamo diventati così grandi, bravi e belli è merito di queste persone, che forse li abbiamo dimenticati un po' troppo. Aspetti, Presidente, che vorrei sentire anche il nostro, dopo le ridò la parola sicuramente. Tiziano, ci siamo un po' troppo dimenticati di questa tradizione che sono ricordare invece queste persone, andarle a trovare, accompagnarli in un percorso nuovo, magari con gli stessi vestiti, magari col tabarro, ma col telefonino che lo sanno adoperare, o con l'iPad per comunicare. Cosa dici, Tiziano? Io credo che quando andavo a scuola io c'era il Palazzi e il nuovissimo Melzi, che erano dei tomi importanti di vocabolario. Oggi credo che questi vocabolari si possano ridurre di tantissimo, perché sono ormai desueti termini come per esempio riconoscenza, gratitudine. Ecco, queste cose che dovrebbero essere mantenute, soprattutto perché questo paese, il Veneto e l'Italia, è diventata grande solo grazie a queste persone che hanno passato traversie, guerre, cose eccetera, ma si sono riboccati le maniche e hanno fatto tutto questo. La gratitudine è sparita. Allora vediamo anche le slide che ha portato Tiziano Spigariol, così le facciamo vedere anche al Presidente Gianni Potti, se non conosce questa figura mitica che è il nostro Tiziano. Ecco, andiamo a vedere, vediamo cosa ci ha portato Tiziano. Basta vittime. Non era questo, eccolo qua.
Allora, Presidente Poti, come commenta queste slide che abbiamo visto, questi ricordi, lei che si occupa di digitale? Ho sposato due cose questa mattina, però una storia non esclude l'altra. Prego, Presidente. No, assolutamente, sono le nostre radici, guai perderle, e questo è il futuro diventa più bello se riusciamo a mantenere l'artigianato. È una grande battaglia perché anche nei centri delle nostre città, dei nostri paesi, troviamo tante serrande chiuse e credo che non sia facile oggi competere su un mercato che è completamente diverso, però noi dobbiamo in tutti i modi favorire questo tipo di economia. Ecco, io la penso in questi termini. E aggiungo una cosa, sul tema che abbiamo detto prima, che voglio riprendere, dell'alfabetizzazione digitale. Anche recentemente è venuto ad alcuni eventi nostri l'assessore Calzavara, il quale si è detto disponibile come regione nell'ambito dell'agenda digitale veneta di affrontare il tema dell'alfabetizzazione per le persone, diciamo, diversamente, cioè più anziane. Se vogliamo poi offline, come si dice, parlarne, possiamo fare due chiacchiere e vedere di fare qualcosa di utile per il nostro Veneto. Ecco, andiamo a vedere anche questi video che ha portato il Presidente Poti per capire anche di cosa si occupa, in maniera che così anche a casa riescono a capire meglio. Abbiamo anche delle immagini di questo incontro Digital Met. Andiamo a vedere. Buongiorno a tutti, benvenuti al Senato della Repubblica Italiana, benvenuti qui in sala Nassirya per questa conferenza stampa. Alla presentazione del 12 presentazione Digital Meet 2024, la quinta, la sesta qui addirittura al Senato, quindi ormai sta diventando una tradizione. Tra l'altro, dal 2020 al 2024 le imprese digitali sono cresciute più del 20%, questo significa grande attenzione verso questo mondo, questa grande innovazione che ci sta portando anche verso l'intelligenza artificiale. Abbiamo moltissime aziende che hanno bisogno di personale formato e non si trova. Sulle imprese digitali c'è un gap negativo sulla presenza delle donne. Dobbiamo investire sia sulle nostre imprese, come dicevo prima, chiaramente in un contesto di formazione all'interno delle nostre università. La generazione Y, i millennials, diciamo quelli quasi cinquantenni, un po' meno per la verità, e la generazione Z, quelli più giovani, in realtà se andiamo a vedere la composizione della compagine proprietaria, vediamo che in effetti chi prende il rischio di impresa all'interno delle imprese digitali è mediamente più giovane rispetto alle imprese non digitali. Il tema di quest'anno è rispondere alla domanda: cosa succederà al capitale umano con l'introduzione dell'intelligenza artificiale? La domanda che si fanno un po' tutti. Noi siamo arrivati alla 12ª edizione di Digital Meet, quindi l'osservatorio è abbastanza largo. Siamo convinti che posti di lavoro se ne perderanno, si parla di 20 milioni in Europa, ma altrettanti, se non di più, se ne creeranno, vedi sul settore dell'AI, vedi sul settore della cyber security, quindi la nostra è una visione ottimistica come dopo ogni rivoluzione industriale. Io credo che un incontro come quello di oggi ponga ancora una volta al centro il tema dell'etica nell'innovazione e nell'uso dell'intelligenza artificiale. Lo ha fatto Papa Francesco magistralmente al G7 recentemente, ribadendo quanto sia fondamentale l'approccio antropocentrico, cioè il fatto che la responsabilità di un'informazione, di una notizia, della certificazione della fonte debba essere umana. Ci vuole esperienza, ci vuole la
qualità dei professionisti dell'informazione e dei giornalisti, perché la cittadinanza possa essere veramente informata. I rischi sono molti, quelli della disinformazione, ma noi crediamo che con un approccio etico come quello che peraltro è al centro della visione italiana e del governo italiano sia fondamentale. In Senato abbiamo presentato il Digital Meet questa mattina, oggi pomeriggio parliamo del rapporto tra etica ed intelligenza artificiale. Qual è il ruolo delle università nel promuovere il digitale e l'innovazione? È un ruolo fondamentale, perché in questo modo creiamo una cultura non superficiale ma profonda, una conoscenza che può essere utilizzata al meglio, e quindi per poter anche capire quali possono essere i rischi nell'uso scorretto della tecnologia digitale in generale. Qui parliamo poi di intelligenza artificiale e questo è uno dei temi, diciamo, più attuali in questo momento, quindi è fondamentale che le persone seguano studi universitari e, perché no, quelli digitali, visto che il futuro sarà sempre più digitale. Grazie a tutti, buona serata e grazie per questa giornata qui da noi al Senato. Allora, Presidente Potti, abbiamo visto sia lo spot che questo convegno che avete organizzato. Che sensazione ha? C'è la volontà di ascoltare quello che ha detto lei? Perché il futuro è nelle mani dei giovani, come giustamente lei ha evidenziato, però bisogna anche ascoltare. Lei ha la fortuna, con questa raccolta di firme, avete visto che vi ho detto che è un pezzo da 90, è arrivato al Senato in breve tempo. Ecco perché ha seminato nella sua carriera, nel suo percorso di vita, e riesce anche a farsi ascoltare. Però dopo bisogna andare oltre, bisogna agire, non solo ascoltare, Presidente, bisogna agire. Noi abbiamo bisogno di persone che agiscano, perché ormai parole, convegni ne abbiamo sentite tantissime, forse troppe. Prego, Presidente. Sono perfettamente d'accordo. Finché ascoltavo le interviste che avete gentilmente mandato in onda, questo è stato l'inizio di Digital Meet, l'anteprima fatta in Senato, ma la forza di Digital Meet è nei territori. Noi cerchiamo di portare il linguaggio del digitale alla portata di tutti, ed è questa la finalità vera di Digital Meet, e di far fare un salto di qualità al Paese, come ho detto prima. Quindi se magari nasce da stamattina una alleanza con voi, potrebbe essere assolutamente un altro tassello in questa strategia. Grazie Presidente, certo che sì. Abbiamo Antonio da Padova. Vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono io, sì. Diciamo, i giovani vanno in piazza per giusti motivi, chiaramente, perché logicamente i problemi sono tanti, però non riesco mai a focalizzare cosa vogliono i giovani. Perché? Perché si parla sempre di manganelli, di poliziotti feriti, una cosa e l'altra, ma voglio dire una cosa, ma se io vado in piazza per motivi buoni, per quale motivo che c'è qualcuno che disfa il nostro percorso dei nostri giovani praticamente per creare violenza? Ma non sono mica messi là apposta, perché così tu, anziché seguire cos'è che vogliono i giovani, devi seguire quello che hanno fatto certuni, che hanno manganellato i poliziotti, hanno rotto vetrine, qui e là. Praticamente la piazza di chi è? Dei facinorosi o della gente che vuole cambiare questa benedetta Italia? Allora dico la verità, l'Italia non si cambia, non si cambierà mai, perché comunque a ogni manifestazione ci sono sempre questi facinorosi che hanno interesse a non cambiare niente. Buongiorno e grazie. Non è vero Antonio, perché se tu hai visto anche sabato nella mia trasmissione Sveglia Veneti, ho avuto l'Istituto Sansovino di Oderzo con questi ragazzi che sono andati a vedere questo sterminio che è stato fatto, che hanno questi ricordi, questo profumo, questo odore terribile di Auschwitz, e avete sentito cosa hanno raccontato. Erano qua con i loro docenti e penso che siamo rimasti tutti veramente stupiti
per quello che ci hanno spiegato. Forse dobbiamo sederci noi dall'altra parte e dietro la cattedra mettere loro, perché forse hanno qualcosa da insegnarci, che è anche il rispetto che loro hanno per questa storia che qualcuno dice ma è lontana, i giovani non hanno provato. No, voi ascoltate il sabato, li avrò anche sabato prossimo ospiti, quei loro docenti, perché la storia è storia, le tradizioni sono tradizioni e poi c'è il digitale. Prego Tiziano, cosa vuoi dire? Ma è che questo mondo è sempre stato un po' complicato, oggi forse un po' di più, perché socialmente i cosiddetti furbi forse stanno vincendo o hanno preso delle posizioni maggiori. Il mio messaggio è sveglia veneti, occhio, attenti, con tutto il bagaglio culturale che abbiamo, dovremo fare qualcosa. Finché restiamo però a casa e facciamo le solite cose, andiamo a prendere il pane alle 11:30, andiamo a bere lo spritz poi prima di andare a casa, eccetera, eccetera, non facciamo grosse cose, stiamo forse tranquilli. Però direi che il dovere di ognuno di noi, soprattutto delle persone che hanno la mia età, per cui tutti questi pensionati che si vedono alle volte circolare per le piazze, per le strade, con una borsetta in mano, io francamente pretenderei qualcosa di più. Pretenderei che ritornassero ad essere in parte attori di questa vita sociale, senza fermarsi a denigrare e basta. O a vedere il diverso in maniera sempre con molta paura, che non è proprio così. Abbiamo Paola da Padova, vai Paola! Sì, ciao Mirella, ciao. Buongiorno al tuo ospite e buongiorno a tutti. Ma parole sante non sempre, però purtroppo da quando c'è stata questa immigrazione le nostre città sono assolutamente cambiate in peggio. Con questo ci mancherebbe altro di fare di ogni erba un fascio, certo che le cose sono molto cambiate, però se mi permetti volevo andare fuori discorso, fra virgolette, perché l'ultima volta che ti ho chiamato c'era il presidente Legambiente Veneto, il quale io ho sottolineato sto disastro che sta portando le nuove linee del tram di Padova, non per niente che sta fatto solo a Mestre Padova e poi tutto il resto d'Italia, costi mostruosi, 600 milioni in partenza, poi quasi 200 milioni all'anno di manutenzione, chi sarebbe 4.000 miliardi di lire, sento quante case, quante persone che si potrebbe aiutare per fare qualche minuto in più di velocità a proposito di incidenti stradali e velocità. Allora, avevo protestato perché tra le altre cose, innanzitutto tutti i negozi nelle strade sono falliti e falliranno, perché si capisce perché. Secondo luogo, tutti questi soldi e in più tutti questi alberi, Padova in 14 anni, in 12 anni ne ha tagliati 14.000. Adesso solo per l'ultima tranche di questo maledetto tram ne sono stati tagliati 600. Attualmente stamattina 50 bigolari che hanno 100 anni di vita ma avrebbero 500 anni di vita sotto il ponte del cavalcavia di Chiesa Nuova. Non che basta dove che passa anche il tram, anche sotto. In una zona dove è stato centuplicato il cemento, era l'ultimo polmoncino verde dove che passerà appunto tram e auto che stagnava o fiatin di questo inquinamento. Poi abbiamo le bolle di calore. Tornando al signore di Legambiente che ha detto che io sono la classica casalinga che protesta, lui era felicissimo di questo tram.
perché verrà tagliato l'alberello davanti a casa mia che mi faceva ombra. Allora, innanzitutto non mi sono presentata perché non mi sembrava il caso. Io sono una che assieme al professor Giulini ha fatto fare il piano alberi a Padova 20 anni fa, che non c'era, proprio negli uffici di Lega Ambiente. E Lega Ambiente che cosa ha fatto? Dopo 3 mesi di lavoro ha cestinato questo piano alberi. Ecco, io non sono una che lotta per l'alberello di casa mia. Certo è che è abbastanza singolare, per non dire delle cose un po' più pesanti, che Lega Ambiente sia sempre dalla parte del cemento e mai dalla parte degli alberi. Io capisco che la sovvenzione ufficiale di circa 30.000 euro all'anno che Padova dà a Lega Ambiente, però non vale neanche, cioè 30.000 euro meno pagaria. Paola, grazie, abbiamo capito la telefonata, ti ringrazio, devo andare avanti purtroppo che sono anche in chiusura, comunque sei stata molto chiara. A casa hanno ascoltato e poi ognuno si fa le proprie riflessioni su quello che dite voi con queste telefonate e agli ospiti che io ho ogni mattina, veramente anche degli ospiti anche che possono dare delle informazioni e voi poi decidete se sono informazioni corrette o scorrette con le vostre telefonate e non solo. Allora, Presidente Poti, ormai siamo in chiusura, abbiamo sentito la tradizione, la storia, il nuovo che avanza, il futuro che fa molta paura però anche a questi giovani. Loro sono orientati anche verso l'ambiente, sono orientati in un ambiente anche sano, naturalmente però non dimenticando la tecnologia. Io ho avuto, Presidente Poti, un ragazzo che ha scoperto, un ricercatore a 22 anni, ha scoperto la stella variabile. Perché? Perché è andato all'osservatorio astronomico ed è stato intrigato. Ha detto: Mirella, io se fossi stato a scuola o su Google o con internet non avrei mai fatto questo, perché solo là sono riuscito a capire che dentro di me c'era qualcosa in più. Ecco, forse dobbiamo far toccare con mano questi giovani, anche queste realtà, perché loro vogliono essere i protagonisti, vogliono essere intrigati, se sbagliano cadere, poi però dobbiamo essere là a raccogliere questi ragazzi che si alzano per aiutarli. Cosa dice Presidente Poti? Rispondo molto volentieri dicendo che abbiamo avuto 95 start-up a Digital Meet partecipanti a un concorso che si chiama Startup Marathon e che premieremo a Milano il 26 di questo mese. Ecco, vi do questo spunto perché intorno alla startup, alla giovane impresa, chiamiamola anche molto innovativa, molto, ce ne sono tantissime ma vanno supportate. Ecco, diciamo che dal governo agli enti locali credo che sostenere delle start-up vuol dire sostenere l'innovazione e sostenere, ripeto per la terza volta allo stesso termine, il nostro futuro. Come ci saluta Presidente Poti? Appuntamento a Digital Meet 2025 che è dietro l'angolo, ci stiamo già lavorando da qualche giorno e sarà alla fine del mese di ottobre dell'anno prossimo, quindi Digital Meet non si ferma mai. Grazie Presidente, sentiamo come ci saluta il nostro Tiziano Spigariol. Prego Tiziano. Allora, il vecchio nuovo che avanza, nel 25esimo di fondazione della Congrega del Tabaro abbiamo lanciato il progetto 2024-2026 Treviso capitale del pesce d'acqua dolce. Ecco, oltre a varie capitali, ecco, che si è anche sempre distinta molto bene, anche l'ultima sulla cultura, era cosa fatta, all'ultimo momento hanno messo un'altra città, perché questa è la storia, bisogna dire quello che è. C'è stata la famosa manina che ha tolto Treviso e ha messo un'altra città. Noi invece l'abbiamo portata alla manina. Voi invece l'avete portata alla manina. Grazie, grazie anche a Tiziano Spigariol, cultore delle tradizioni venete, Congrega del Tabaro. Grazie ancora al Presidente Gianni Poti. Pubblicità. Il mio
esame di maturità durante la chemioterapia. Vi presento Andrea Giuseppe Falcone, 18 anni, di cui 5 in cura all'oncoematologia pediatrica a Padova per un sarcoma che adesso spiegherà. Intanto veramente ti ringrazio Andrea, un grande abbraccio Andrea per avere il coraggio di metterci la faccia, di parlare di questo percorso che stai facendo molto importante, ma sei un guerriero, sei nato un guerriero e perciò chi nasce guerrieri nonostante tutto e nonostante qualsiasi cosa è in prima linea. Saluto anche, ti presento anche un altro ospite che è Gianluca Codognato, responsabile comunicazione Adico, che è qui con noi. Buongiorno, però vorrei Andrea. Partire proprio da te veramente per far capire che bisogna lottare, bisogna crederci, bisogna capire che la vita è una e va vissuta nel bene e nel male. Cosa dici Andrea? Cosa ci racconti? E un grande abbraccio da tutti noi e grazie di essere qui. Prego Andrea. Beh, intanto buongiorno e grazie per l'invito, mi ha fatto molto piacere. Sì, un po' come dici tu, insomma, bisogna sempre combattere e lottare per avere tutto, purtroppo. E questo io l'ho imparato durante questi 5 anni. Ho imparato a non mollare mai, nonostante tutte le difficoltà che la vita ti pone davanti. Ho imparato a crederci sempre, a affrontare una difficoltà per volta, scalino per scalino, senza mai, insomma, non dico mai demoralizzarsi, ma sapendosi rialzare durante le brutte cadute, ecco. Io, Andrea, volevo parlare con te per far capire l'importanza di credere nella scienza, nella ricerca, ecco, che ci ha portati a livelli molto alti. Oggi è anche faticoso morire, non è semplice morire, ecco, bisogna lottare, però abbiamo veramente una scienza e una ricerca che andrebbero supportate. Cosa dici Andrea? Com'è la situazione? Tu che la vivi, come ripeto, da 5 anni che combatti questo sarcoma, e cos'è questo sarcoma? Lo lascio spiegare a te Andrea. Beh sì, allora sicuramente, innanzitutto il sarcoma di Ewing, ho la variabile extraossea, quindi che ha colpito la parte, i tessuti muscolari del mio corpo. È un tumore maligno che viene fuori soprattutto sotto forma di cisti, quindi possiamo definirle palline di grasso nel corpo, e può essere appunto benigno o maligno, e a me è stato rilevato maligno. E per cercare di superarlo bisogna affrontare interventi chirurgici, chemioterapie, diverse chemioterapie, radioterapie che sono un altro tipo di terapia, e anche ho dovuto affrontare un autotrapianto di midollo. Come dicevi tu, sì, la scienza ha fatto molti passi in avanti, però il mio pensiero personale, ed è una cosa che mi dà alquanto fastidio, è che penso che l'uomo è riuscito ad arrivare sulla Luna e purtroppo non ancora a trovare una cura sicura per queste brutte malattie. Certo è che durante il mio percorso la scienza non è stato l'unico appiglio a cui mi sono un po' affidato, perché altrimenti non sarei qui a parlarvi, secondo me. Ha fatto molto anche la fede e sì, quindi che mi ha dato molta speranza e forza per andare avanti. Senti Andrea, tu hai detto una parola importante, la fede. Una cosa che noi abbiamo visto anche durante il Covid, dove eravamo con le spalle al muro, la paura di morire, la paura di uscire, la paura di incontrare le persone. Eppure ci si è aggrappati alla fede. Io l'ho detto anche la scorsa settimana, come erano seguite le messe, queste persone che non potevano più andare nelle chiese, o anche chi non ci credeva si è rivolto a qualcuno che ascoltasse, che arrivasse anche questo vaccino, perché all'inizio erano tutti favorevoli, non si vedeva l'ora che arrivasse, poi qualcuno ha preso un'altra strada,
nel bene e nel male, noi rispettiamo tutti, ci mancherebbe altro, però capite bene che queste fragilità, se riescono veramente a superare certi momenti difficili, è giusto metterli anche in sicurezza, e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Cosa dici, Gianluca Codognato? Intanto saluto con grande affetto Andrea, ovviamente che è un guerriero, e veramente io ho grandissima ammirazione per le persone come lui, perché è anche molto giovane, ma insomma ti auguro tutto il bene di questo mondo. Io voglio sottolineare appunto che lui ha parlato giustamente anche della fede, tu Mirella parlavi della scienza, ricordiamoci che purtroppo non è così scontato. Adesso sappiamo che negli Stati Uniti verrà eletto a gennaio un ministro della salute che è Novax, Kennedy, quindi vuol dire che insomma il mondo non è che vada sempre avanti, anzi evidentemente non ne abbiamo imparato molto anche dalle esperienze passate. E niente, quindi io sinceramente faccio un po' fatica anche a intervenire su una questione molto personale, che è appunto quella di Andrea, e tanto gli faccio in bocca al lupo per la maturità, credo di aver capito, che debba affrontare. E io spero veramente che appunto la scienza, grazie anche alle donazioni ovviamente, insomma, prosegua nella sua ricerca per arrivare a sconfiggere questo male che è il male insomma, del secolo e dei secoli forse anche passati. Per cui insomma, mi auguro veramente che in futuro potremo parlare di questi tipi di malattie come delle malattie normali da curare quasi in giornata, diciamo comunque facilmente affrontabili. Intanto, ripeto, ringrazio Andrea per il coraggio, perché dà forza a tutti, credo anche quelli che sono nella sua stessa situazione. Un'altra malattia che abbiamo e che dobbiamo fare prevenzione perché non aumenti, perché sta diventando una guerra per cercare di superare, è la povertà. Sì. Questi 6 milioni di poveri che qualcuno forse con 6, 8, 10, 20 mila euro al mese pagati da noi non riesce a capire che deve dare delle risposte immediate anche per queste realtà. Sono le nostre famiglie che neppure con 2 stipendi non riescono ad arrivare a fine mese, dove la vita è carissima e qualcuno non sta ascoltando. Non sta ascoltando perché è come quella mamma che ha detto: sai Mirella, solo quando perde un figlio riesce a capire e a parlare con qualcuno che l'ha perso, perché sennò gli altri non ascoltano, non capiscono. Ecco, forse quello che ha tutti questi soldi in tasca non capisce cosa vuol dire invece non arrivare a fine mese con questo affitto, bollette, mutuo, ragazzi che crescono, vita, spesa. Prego. Sì, Mirella, allora, noi tra l'altro come Adico abbiamo fatto diverse ricerche, insomma abbiamo analizzato i dati poi pubblicati spesso dall'Istat sui consumi, sulla spesa delle famiglie, e ci rendiamo conto che veramente ormai per poter arrivare a fine mese, anzi in realtà non si arriva a fine mese, credo, tante famiglie non arrivano, i pensionati non ci arrivano e spendono più di quello che potrebbero spendere, quindi danno fondo ai propri risparmi. Se si va al supermercato, sinceramente, mi è capitato anche a me da solo di avere un buono per 100 euro, e io l'ho consumato in 3 spese, prendendo l'acqua e qualcosetta da mangiare. Quindi io credo che in questo momento particolare veramente il ceto medio sia quello più in difficoltà di tutti, perché ovviamente i poveri ovviamente sono in difficoltà, però diciamo possono contare su alcuni tipi di aiuti, e il ceto medio invece è quello che tendenzialmente non riceve aiuti, se non questi bonus che adesso io non so, Mirella, tu come la pensi o come la pensano i telespettatori, tipo questi 100 euro natalizi. Io mi sto chiedendo a cosa servono, perché a parte che vabbè, chiaramente il target è quello, bisogna avere per forza dei figli, quindi le persone che non hanno figli alla fin fine non riceveranno niente, quindi c'è questa discriminazione, perché è un po' una discriminazione. Ad esempio i pensionati che non hanno figli. Tutti i pensionati non riceveranno questi 100 euro e questi 100 euro a cosa serviranno? Sì, a comprare forse un maglione in più, forse ad aumentare un po' i consumi. In realtà io credo che quei soldi, siccome sono un 450 milioni mi sembra, se non sbaglio, di euro, siamo sicuri che non potessero essere sfruttati in modo diverso? Magari anche in campo sanitario, non sono tantissimi 450 milioni, ma con questi 100 bonus una tantum serviranno veramente, sono veramente così utili, o si potevano utilizzare in altra maniera? Io questo mi chiedo, perché tra l'altro questo è il governo che ha attaccato molto le politiche di bonus in quanto tali, e non mi pare che stia andando tanto in una direzione diversa. Mi chiedo veramente con questi 100 euro cosa
succederà alle famiglie o è solo uno spot elettorale, chiamiamolo così, anche se non ci sono. Andrea Giuseppe Falcone, tu che vivi questa situazione, che entri e esci dagli ospedali, che hai bisogno di cure, di medicine, cosa senti? Sai io cosa sto cercando di fare, Andrea? Volevo sentire anche se sei d'accordo. Sto cercando di portare i giovani all'interno degli ospedali, perché devono capire che c'è un'altra realtà, che loro non vivono, che non sanno, non conoscono. Perché tu quando entri su un ospedale già la vita è diversa, il profumo è diverso che tu senti, vedi la disperazione, la paura, puoi toccare con mano quelle che sono le realtà, naturalmente accompagnato da questi dirigenti che abbiamo super preparati, perché li abbiamo, a questa anche nuova tecnologia, però la vedi all'interno di un ambiente che magari fino adesso non è conosciuto. Noi non possiamo sempre fare la solita letterina in classe, io sono questa associazione, mi occupo di questo, perché li annoiamo. Tu sei giovane, noi dobbiamo intrigare questi ragazzi, dobbiamo renderli protagonisti anche mettendoci veramente noi la faccia per cercare di far capire loro che c'è un'altra realtà, che è quella della sofferenza, di un ragazzo che ha bisogno magari anche della loro compagnia. Ecco, perché nel mondo del volontariato non ci sono. Ecco, cosa vedi tu, cosa senti, Andrea? Beh, certo, intanto volevo precisare solamente che comunque la maturità l'ho già svolta, sono uscito col 92 e adesso studio psicologia. Grande. Quindi bravo. Sono molto fiero di questo, ecco. E volevo fare appunto un grazie ai miei docenti, perché sono stati tutti quanti molto bravi, hanno capito molto la situazione e soprattutto mi hanno aiutato numerose volte anche quando non erano tenuti a fare ciò che dovevano fare. Quindi sì, diciamo, i docenti e la classe di età un po' superiore alla mia non hanno molte difficoltà a comprendere questa situazione, secondo me. La classe che fa un po' più difficoltà a comprendere la situazione mia e dei ragazzi come me stanno vivendo questi momenti sono appunto gli adolescenti, i nostri coetanei, perché purtroppo molti di loro, anzi fortunatamente molti di loro non hanno vissuto questa situazione, però purtroppo per noi che la stiamo vivendo fanno molta fatica a comprenderla e a cercare dei modi per approcciarci, perché soprattutto per esempio per me anche un come stai o come ti senti a volte per messaggio così molto blando senza poi farsi risentire magari dà più fastidio rispetto che a non farsi sentire proprio, ecco. Devo dire che comunque io sono stato sempre un ragazzo molto socievole che ha cercato la compagnia durante questi 5 anni e che continua a cercarla, perché per me personalmente gli amici, i docenti, i familiari, eccetera, chiunque mi stia attorno, sono la principale motivazione di forza e quindi senza di loro non riuscirei veramente a far niente. Però invece so di molti altri ragazzi che cercano di rintanarsi dentro se stessi senza cercare aiuti negli amici, nei docenti e nelle figure, insomma, anche psicologiche che possono aiutarli. E posso dire con certezza che magari sì, un anno lo reggi così, però dopo un anno non ce la fai più e hai bisogno di aiuti. E io invito tutti quelli che sono in ascolto, tutti quelli nella mia situazione comunque a cercare di farsi aiutare, di parlarne il più possibile, perché solamente parlandone con qualcun altro e facendosi aiutare, tra virgolette, si riescono a superare meglio questi momenti difficili. Grazie Andrea di quello che hai detto e del supporto che mi stai dando, perché spero di farcela a far capire l'importanza di fare questi percorsi all'interno di questi ospedali e di far capire loro che la vita ha anche altri percorsi che devi affrontare, non solo correndo a velocità sostenuta per superare l'asticella con questa adrenalina, ma vedendo cos'è la sofferenza e l'aiuto che hanno queste persone, come ha detto giustamente Andrea, anche con una carezza, con un saluto, con un ciao. Sono qua, però non ti messaggio, sono qua che ti cerco di aiutare. Abbiamo Monica da Paese, vai Monica. Ciao Mirella, ciao a tutti i vostri ospiti e volevo dare un abbraccio forte forte ad Andrea e spero tanto che vinca la sua battaglia con tutto il cuore. Veramente gli faccio veramente un in bocca al lupo con tutto il cuore
E io ho una malattia non come la sua, la mia è curabile. Io sono diabetica monogenetica dalla nascita e purtroppo anch'io sono a rischio cancro, purtroppo, e cerco di resistere. Oggi avevo una brutta giornata, stamattina avevo una brutta giornata, stavo male, ho avuto una brutta ipoglicemia andata a 50 e oggi devo andare al lavoro, cerco di resistere, di andare avanti. Non è facile dopo tutti questi anni sopportare questa malattia qua, però cerco di farcela, insomma, anche se non è facile per me. Oggi ho sentito un po' la voce un po' emozionata perché oggi non sto bene e dopo sentire altre persone, appunto, io sono una persona molto sensibile, appunto, e quando ci sono anche queste malattie di questi ragazzi purtroppo bruttissime, io sto malissimo perché ho avuto la mamma con un cancro al pancreas e in 6 mesi è andata. E so benissimo che cos'è il tumore perché ce l'ha avuto purtroppo anche mio padre è morto a 55 anni e mia mamma a 74, e tutte e due di cancro, quindi so benissimo che cos'è. E, cerco di farmi forza tante volte e voglio anche che questi ragazzi trovano la forza in loro di andare avanti e di guarire, perché e spero che la ricerca vada avanti, perché è giusto che ci sia anche un futuro e una guarigione da queste brutte malattie. Ecco, volevo dire questo. Grazie cara Monica, penso che hai fatto piacere anche al nostro Andrea, perché capisci l'importanza che ha detto lui. Ecco, noi abbiamo bisogno di sentirvi, non c'è niente da fare, soprattutto abbiamo bisogno di vedervi, però questa malattia che deve essere anche curata, però bisogna avere anche i soldi per curarsi, bisogna avere anche un portafoglio ormai a fisarmonica, ma non c'è neanche più il portafoglio, perciò non si apre neanche più la fisarmonica, perché veramente la vita è diventata carissima, abbiamo gli stipendi più bassi d'Europa, le pensioni più basse, però qualcuno a mio avviso non sta ascoltando abbastanza, tanto è vero che stanno aumentando i banchi alimentari, gli empori solidali, avete visto la colletta alimentare che è stata fatta sabato, la farmacia per i bambini che è iniziata venerdì e finirà venerdì questo, perciò donate quando entrate in farmacia per aiutare questi bambini che non avrebbero la possibilità di curarsi, di avere certi farmaci. Non è che forse siamo stanchi che qualcuno non ascolti quelle necessità, le necessità del paese? Prego. Sì, Mirella, intanto volevo dire appunto che Andrea ha straragione, ovviamente, sul fatto che chi poi vive le sue esperienze può tendere a isolarsi, e probabilmente questa è il più grande, sarebbe la mossa più grave da fare, evidentemente. Per quanto riguarda le cure, allora anch'io per esperienze familiari, ma credo che ormai tutti noi abbiamo qualche esperienza familiare, insomma, e anch'io ho visto un po' come funziona la sanità. Io devo dire che di fronte a certi tipi di malattie, fortunatamente la nostra sanità mi pare che funzioni abbastanza bene, perché per esempio io appunto ho avuto un'esperienza in famiglia in cui venivano passati dei medicinali chemioterapici che sulla scatola costerebbero 3.500 euro e invece vengono passati gratuitamente. Per fortuna da questo punto di vista l'Italia non è gli Stati Uniti, ecco, fondamentalmente. Per quanto riguarda le cure, però, è vero che adesso non mi ricordo bene le cifre, però anche nello stesso Veneto è aumentato il numero di persone, soprattutto di anziani, che non si curano perché non hanno i soldi per farlo, oltre che per le liste d'attesa. Io penso soprattutto alle cure odontoiatriche, perché penso che tanta gente, anche qua ho avuto esperienze personali, diciamo familiari, magari rinunciano al dentista, anche perché magari a una certa età uno dice vabbè, sto senza un dente, per dire, perché non possono affrontare le spese. Io non so se vi sia capitato di andare in farmacia di recente a comprare magari anche il farmaco da banco, ma anche lo semplice spray per il naso.
Ormai in farmacia i prezzi sono, secondo me, totalmente fuori controllo e non so neanche se siano giustificati, anzi se qualcuno può controllare, perché appunto uno spray per il naso, pagarlo 12 euro, 14 euro o altre cose del genere, sto parlando di farmaci da banco, non quelli che ti passa ovviamente la sanità pubblica, e secondo me anche là ci sono un po' delle speculazioni, secondo noi, secondo la nostra associazione. Però veramente il dato del numero di persone che aumenta perché che non si cura, perché non ha i soldi per farlo, è forse uno dei dati più emblematici che viene fuori in questo periodo, oltre a quello sulla povertà, che hai detto tu, che è venuto fuori in questi giorni, e che è un dato sempre emblematico, perché noi parliamo tanto, diamo questi 100 euro a Natale, ma quando uno è povero in maniera assoluta, significa non che non arriva a fine mese, che non arriva alla prima settimana del mese, perché poi c'è la povertà relativa che invece è una povertà diversa. Quella assoluta vuol dire veramente che uno non riesce ad arrivare alla prima settimana del mese. Ripeto, sulla sanità, almeno per quanto riguarda non so se poi Andrea posso confermarmelo, per quanto riguarda la sanità pubblica nel campo delle malattie più gravi, mi sembra che ci sia insomma una sostanziale sì, però vedi, il problema è che sì, però, quando uno sta male, siccome paga le tasse, perché non è che ce la regalano, certo, noi la paghiamo. Questa sanità che abbiamo la paghiamo. Quando uno sta male avrebbe il diritto di essere visitato e ascoltato. Allora noi non possiamo sentire diversamente i giovani che non sanno qui chiamare, non sono pratici di questa nuova generazione di strumenti che hanno messo a disposizione perché non li sanno adoperare, perché non gliel'hanno insegnato, non hanno fatto prevenzione prima, e non avere risposte. Perché loro l'hanno pagata la sanità e hanno il diritto di avere la visita nei tempi giusti, perché per carità, ma di avere la visita, non di appoggiarsi al privato con 100, 200, se bastano, euro, questi farmaci che costano. Ma come fanno a curarsi? Secondo te, Andrea, c'è questa sensibilità per capire che io non devo essere fortunato ed avere la possibilità di curarmi, io devo avere quello che mi aspetta di diritto, di avere il medico di famiglia, ecco, di non fare lunghe attese al pronto soccorso, anche perché la colpa è nostra a volte, perché ormai arriviamo al pronto soccorso per un niente, cosa che una volta non si faceva, ma siccome adesso non hai più certe situazioni, vai per forza al pronto soccorso, perché qui qualcuno pensa sempre adesso muoio, invece dovrebbe fare un altro passaggio. Com'è la situazione, tu che la vivi, Andrea? Sì, intanto volevo mandare un abbraccio alla ragazza che aveva chiamato prima. Monica? Sì. E dirle insomma grazie per le sue parole e mandarle anch'io un in bocca al lupo e un abbraccio. Poi penso che insomma un po' il discorso sulla sanità pubblica e privata sia abbastanza ampio e purtroppo ultimamente mi sto accorgendo che la sanità pubblica è vero che è da un lato gratuita, ma la paghiamo comunque con le tasse, eccetera. Però questo non giustifica il fatto che molte visite arrivano con tempi di ritardo e con tempi veramente assoluti, cioè aspettare anche 6 mesi per un intervento chirurgico che può salvare la vita ad una persona mi sembra impensabile. Ecco, io l'ho vissuto un po' in primo piano, un po' anche in secondo piano tramite un mio amico che sta facendo ricorso appunto perché la madre purtroppo ha dovuto affrontare questa brutta malattia e l'ha affrontata in ritardo a causa della sanità pubblica, quindi è un discorso che questo a me non scende proprio giù, ecco, piuttosto magari preferirei pagare la sanità privata ma avere le cure che mi spettano immediatamente. Poi c'è anche da dire che la sanità pubblica, nel mio caso, è anche una manna dal cielo, perché insomma pagare tutte le cure che sto affrontando dopo 5 anni non è poco. Io ho visto anche il costo di solamente una cura chemioterapica e sono veramente costi allucinanti. Io prendevo anche un antibiotico per bocca che costava all'incirca 300-400 euro, ma lo prendevo quotidianamente, anche più volte al giorno. E, insomma, questi farmaci sono molto costosi e fortunatamente però insomma riescono comunque ad arrivare a noi in qualche modo. Quindi sì, è un discorso un po' ampio, insomma. Sentiamo anche cosa dice Gianluca Codognato di queste situazioni, cosa fai, dove vai, a chi ti rivolgi, se non hai soldi, come dice Andrea, io sono fortunato perché ho questa possibilità,
ma io non devo essere fortunato, io devo avere nel 2024, e siamo nel 2024, visto che abbiamo persone che vanno anche a farsi i giretti sulla Luna, su Marte, forse di avere quello che mi aspetta di diritto. Ma secondo me questa storia è un po' studiata a tavolino da tanto tempo, tanto è vero che tanti anni fa dicevano che una pensione non sarebbe bastata, che dovevi farti una pensione integrativa. Cioè forse non ce l'hanno detto, ma il percorso era chiaro, quello di avvicinarsi all'America. Se hai soldi, ecco, sopravvivi e vivi, ti curi; se non hai soldi ti trovo morto per strada, perché questo sta succedendo. Se non riescono a curarsi, come facciamo? Cosa facciamo di queste persone che non riescono a curarsi? E non serve avere un male enorme per morire o per sopravvivere. Se non curi una malattia può diventare un problema, o sbaglio? Ma guarda Mirella, non sbaglia assolutamente. Ecco, io quello che devo dire prima è che fortunatamente appunto certi farmaci vengono appunto, e quello lo sappiamo. Ecco, detto questo però la sanità è, io lo diciamo spessissimo, è forse il primo tema, un po' assieme a quello salariale, che è chiaramente una cosa diversa, è il tema più grande da affrontare sia a livello territoriale che a livello nazionale. Ci sono dei soldi che sono quelli del PNRR che prevederebbero veramente una rivoluzione territoriale che potrebbe far sì che non ci ritrovassimo come ci siamo trovati nel periodo del Covid, che ha smascherato un po' tutte le pochezze anche della nostra sanità veneta, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra regione, e che invece ha mostrato delle pecche incredibili che vanno appunto dalle lunghissime liste d'attesa, come diceva lo stesso Andrea, ai medici di base, che adesso ovviamente tra pensionamenti e altre cose sono in numero ridotto e tante zone sono scoperte. E c'è il tema del pronto soccorso, abbiamo visto anche le aggressioni ai medici che dimostrano che c'è una tensione a livello sanitario. Mirella, sono d'accordo, la sanità è un tema da affrontare di petto, anche sul discorso della prevenzione per esempio, come dobbiamo fare per evitare di arrivare a certe malattie. E l'assistenza domiciliare, qua forse Andrea potrà confermarmi che adesso non so lui, però è totalmente insufficiente. Perché io il medico di base non credo neanche vada più in casa, sinceramente io non ho più mai sentito ormai di un medico di base che dovrebbe farlo, che vada in casa del suo paziente. Dovrebbe esserci un'assistenza domiciliare che non c'è, e le cure palliative, l'ho avuto l'esperienza in famiglia, e avevamo un medico bravissimo che si occupava di cure palliative e copriva tutta l'area del Veneziano da solo, con migliaia di malati, anche giovani, che avevano bisogno di lui. Per cui lui copriva tutta l'area del Veneziano, di Chioggia, eccetera. Quindi è assolutamente un'emergenza, un'urgenza totale. Ma perché non si capisce che c'è questa emergenza? Io resto stupefatto per quello che ti dicevo prima, Mirella, ma questi 100 euro, adesso è chiaro che quello non risolverebbe il problema della sanità, ma se li convogliassimo in altre cose invece che aumentare i consumi a Natale, perché i consumi sono importanti a livello economico, però io dico che in questo momento la politica deve pensare alla sanità pubblica, universale, come è prevista dalla Costituzione, come primo elemento di battaglia politica proprio. Io sinceramente sento parlare, bisogna difendere la sanità pubblica, però non vedo atti poi concreti. Ripeto, non si agisce, si parla ma non si agisce. Mi pare che sia più uno slogan. Sentiamo cosa ne pensa Andrea, come commenti le parole di Gianluca. Anche tu ti sei posto delle domande, cosa senti? Prego. No, beh, sicuramente voglio dire che il discorso dei medici di base è un discorso che un po' mi tocca, tra virgolette, che ho passato. Io da poco avevo cambiato medico di base ed sono passato ad Asala Bibi, il medico di base di Dossoni, insomma, e lui è veramente una persona d'oro, perché lui è uno dei pochi medici che per esempio viene a casa e riusciva a visitarmi in questi mesi in cui sono stato fermo a letto, in carrozzina, in cui ho avuto molte difficoltà motorie, ecco. Sicuramente invece il discorso della sanità a casa, ecco, quello è un altro proprio discorso, perché io in 5 anni, solamente ora che sono stato fermo a letto, sono riuscito ad attivare per esempio i prelievi domiciliari, cosa che in 5 anni non ho mai ricevuto, ho avuto molta difficoltà ad attivare. Altre cure che per esempio sono molto importanti a casa, per esempio
alcuni ausili medici che io avrei avuto bisogno di avere durante questi mesi di difficoltà motorie, come per esempio una specie di ascensore per salire le scale, ecco, ci sono tempi di attesa lunghissimi perché deve venire il medico a visitarti, capire come stai, se veramente ne hai bisogno. Dopodiché bisogna aspettare una cosa come 6 mesi e più per avere questi ausili a casa, che secondo me è una cosa impensabile, perché una persona ne ha bisogno adesso magari e non tra 6 mesi, e questi 6 mesi poi di attesa, anche se poi lo riceve, come li sostituisce? Cioè, come le fa le scale se ha bisogno di andare in cucina, di andare in bagno, eccetera? Sì, questa è una grande difficoltà che penso dobbiamo affrontare, a meno che una persona non è benestante e riesce ad affrontare questi problemi da sé, quindi insomma parliamo con la sanità privata, con la sanità pubblica diventa un vero e proprio labirinto in cui perdersi, perché sono problemi che vengono affrontati dopo troppo tempo e vengono presi un po', secondo me, sotto gamba con la scusa di capire dove investire bene i fondi. Vedi Andrea, io ho vissuto quello che tu hai raccontato con questo ascensore, ecco, che per questo uomo che voglio ricordare, Mauro Benetton, che non c'è più, effetto da SLA, non siamo riusciti a mettere questo ascensore, questo saliscale, perché c'è una burocrazia, come hai detto tu, un passaggio di consegne burocratiche che è incredibile, e questo è inaccettabile, non è spiegabile, eppure si continua a mettere avanti la burocrazia perché qualcuno non vuole dare risposte certe. Io dico sempre, Gianluca Codognato, che quando vogliono la burocrazia la superano, vedi il Ponte Morandi, porto sempre come esempio il Ponte Morandi, perché hanno superato tutta la burocrazia, in pochissimo tempo si è fatto il nuovo Ponte Morandi. Allora c'è qualcuno che non ascolta queste criticità, queste fragilità che sta spiegando molto bene anche il nostro Andrea Giuseppe Falcone. Io ho bisogno adesso, non fra 6 mesi, un anno, chissà neanche se fra 6 mesi, un anno avrò ancora bisogno di questo, magari di altro. Prego Gianluca. Sì, ma tra l'altro Mirella, secondo me al di là della burocrazia, almeno per alcune esperienze che ho avuto e anche per certi racconti, certe segnalazioni, a volte il problema magari è proprio il costo. Faccio un esempio, c'era una persona che aspettava un letto contro le pieghe da decubito, quindi una cosa insomma più normale, diciamo, non era uno strumento da milioni di euro. E però per quei 2-3 mila euro di spesa la persona non ha ricevuto quello a cui aveva diritto. Ed è per quello che ti dico, ma allora a questo punto questi 450 milioni spesi per il Natale, magari non si potevano, sembra magari populistico, però me lo chiedo, ce lo chiediamo, non potevano essere utilizzati magari proprio per favorire queste cose qua a livello territoriale. Chiaramente sono pochi a livello nazionale, 450 milioni, però la provocazione che lanciavo prima era proprio magari molto legata anche alla sanità, ovvero io guarderei più ai problemi sanitari che ai problemi dei consumi, perché in realtà io credo che la mossa appunto del bonus natalizio sia anche molto legata a rilanciare i consumi, quindi a favorire anche i negozianti, insomma i commercianti, più che la gente, perché 100 euro. Sì, però capisci, lo dico anche a Andrea, Gianluca Codognato, che io questa mattina prima di iniziare la trasmissione ho chiamato una signora diversamente giovane che mi aveva cercato la scorsa settimana e ho capito che veramente qui non ci siamo proprio. A questa signora servivano, Andrea, le scarpe ortopediche perché è in carrozzina e non riesce a camminare e quando si alza ha bisogno di queste scarpe. È da marzo dell'anno scorso che le aspetta e non sono ancora arrivate. E lei giustamente mi ha detto: ma cosa devo fare, Mirella? Chi devo chiamare? Perché qua non si fa vedere nessuno, non si fa sentire nessuno, io non so neanche cosa fare. Ho chiamato lei perché so che lei veramente delle volte cerca anche di dare quell'A che magari noi non riusciamo ad avere. Allora io ho cercato di fargli capire che ci sono anche gli uffici che si chiama ufficio di prestazioni all'interno delle ULSS dove si occupano di questo, magari chiamare da parte delle figlie, dei figli che hanno, di qualche parente, qualche amico,
per vedere come mai queste scarpe non arrivano. Il problema è che queste scarpe non arrivano perché non ci sono, e perché non ci sono i soldi per accontentare tutti. E questo è il problema, che non hanno il coraggio di dire. Non è che non ci siano le scarpe perché le hanno inventate, ci sono, basta prenderle, però la possibilità lei non ce l'ha, e perciò cosa fa? Andrea, capisci che faccio fatica a rispondere e a non capire, perché queste persone soprattutto non sanno a chi rivolgersi, non sanno, perché non è spiegato niente, non c'è trasparenza su niente, chi sei, di cosa hai bisogno, questi sono i numeri, tutto tace, anche per le fragilità che invece avrebbero bisogno di risposte e di numeri immediati. Prego Andrea. No, è verissimo questo punto che stiamo affrontando. Cioè, anche semplicemente a volte per scaricare dei referti semplici come degli esami del sangue, magari il sito online non va, oppure non c'è molta trasparenza da parte del medico nel farti capire qual è la procedura per affrontare questo, sì, insomma, per rilevare questo esito dell'esame. E molte volte, soprattutto magari, cioè facciamo molta fatica noi giovani a capire come fare, figuriamoci le persone un po' più anziane che non hanno dimestichezza anche con computer, telefoni e altre piattaforme informatiche, insomma. Quindi magari chi è anziano e magari non ha la fortuna di avere qualcuno che riesce ad aiutarlo nell'istante, si trova in seria difficoltà, perché fare una richiesta, anche semplicemente facendola, dovendo aspettare molto tempo e non avendo nessuno per riuscire a portare avanti questa richiesta, o insomma insistere un po' di più sul punto, non ce la si fa. Trovo molta difficoltà in tutto ciò, perché soprattutto anche io ho notato per esperienza personale che se non si insiste su determinati aspetti, lo Stato un po' se ne frega, li mette da parte, cioè se non ci si fa sentire è difficile essere ascoltati alla prima parlata, ecco. Grazie Andrea per quello che hai detto, anche perché poi vengono colpite le fragilità anche con le truffe, ad esempio Gianluca Codognato, queste truffe che non si riesce più a capire, ecco, perché avvengono, perché hanno questi numeri, perché entrano nelle case, la privacy dove vogliono la mettono, dove dovrebbe servire non serve. Queste carte, ecco, abbiamo queste cartine nei portafogli dove abbiamo dato tutti i nostri numeri per prendere la tazzina di plastica che costa 0,01 centesimo, dopo 2000 punti, e però intanto loro hanno tutti i recapiti. Ecco, perché qua non si mette? Cos'è questa privacy? E questo garante privacy c'è o non c'è? Perché non è che non sentiamo proprio parlare tanto questo garante della privacy. Veloce, perché siamo in chiusura. Sì, intanto velocissimamente dico ad Andrea che ha tirato fuori un discorso importantissimo, che è il gap generazionale. C'è un'intera generazione che in questo momento è emarginata perché non ha lo speed, perché non sa usare il computer, e questo secondo me è scandaloso. Bisognerebbe dare entrambe le opportunità. Chiaramente parli di truffe e sfondi una porta aperta con l'Adico. Ieri o l'altro ieri abbiamo pubblicato l'articolo di un anziano che si è trovato, chiaramente un anziano, che si è trovato delle bollette da una compagnia, lui era con un'altra, ha chiesto spiegazioni, ha scoperto che il suo contratto, che gli avevano fatto un contratto, tra l'altro con una grande azienda, e questi sono i venditori porta a porta, o anche sì, che comunque gli ha fatto un contratto completamente finto, sapeva solo il nome e cognome, tutto il resto era finto, compresa la firma contraffatta. Questo è uno delle miliardi di truffe. Ma cosa si può fare? Beh, allora in questo caso fortunatamente si è rivolta all'Adico, con l'Adico abbiamo scritto chiaramente all'azienda che chiaramente gli ha annullato le bollette, ho capito, ma bisogna punire chi ha contraffatto la firma, ovviamente, che è un agente esterno. Lo faranno loro, non lo so, non ci sono però grandissimi strumenti, sinceramente. Abbiamo visto anche l'ARERA stessa, non ci sembra che sia molto dalla parte degli utenti, sembra che sia un po' più dalla parte dell'azienda. Adesso spero non si offendano, però non vediamo che siano molto dalla parte degli utenti. Le cose non migliorano. No, assolutamente. Queste sono le truffe tra l'altro di un tipo, poi ci sono quelle degli abbracci, del finto carabiniere. Allora diciamo, non pagate, rivolgetevi a queste agenzie che ci sono per essere sicuri, a queste associazioni. Se non siete sicuri di quello che vi arriva, andate di persona, non fidatevi neppure del telefono. A questo punto lo devo dire, perché veramente andate di persona, fatevi accompagnare, dopodiché decidete. Allora Andrea, Giuseppe Falcone, come ci saluti? Velocissimo un saluto. Sì, volevo intanto ringraziare tutti quanti i medici e il personale che mi segue ormai quotidianamente da molto tempo,
perché insomma senza di loro non si andrebbe da nessuna parte. E un grande abbraccio a tutti i ragazzi dell'oncoematologia pediatrica di Padova e tutte insomma le oncoematologie sia pediatriche che non. E un abbraccio a voi che mi avete invitato qui per portare avanti un po' questo percorso degli adolescenti, e vi ringrazio per avermi dato voce in capitolo e spero che insomma il mio intervento di oggi sia riuscito a far uscire un po' dalla loro bolla coloro che sono chiusi e bloccati in questa brutta situazione, per riuscire a parlarne e a condividere le esperienze, perché insieme si va avanti. Si vince insieme. Grazie Andrea. Ciao, Giuseppe Andrea. Falcone, grazie a Gianluca Codognato, comunicazione Adico responsabile, rivolgetevi a loro e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Maccheroni con i calamari. Sapete che esiste il calamaro vampiro? Il calamaro vampiro è chiamato così per i suoi occhi azzurri e la colorazione brunastra che lo contraddistingue. Vive in profondità e non viene pescato a scopi alimentari. Ingredienti per 4 persone: 350 g di maccheroni, 600 g di calamari puliti, una patata grande, 200 g di pisellini sgranati, 250 g di pomodori pelati, prezzemolo, cipolla, aglio, olio, sale e pepe. In una capace casseruola mettete 4 cucchiai d'olio. E i calamari lavati e puliti. I pelati spezzettati. La cipolla tritata finemente. Due spicchi d'aglio interi. I pisellini. Il prezzemolo tritato. La patata sbucciata e tagliata a fettine. Iniziate la cottura a fiamma media. Mescolate spesso. Coprite e cuocete per circa 40 minuti. Soltanto alla fine regolate con il sale e il pepe. Lessate i maccheroni in abbondante acqua salata. Scolateli al dente. Passateli nella pentola. Mescolate perché insaporiscano bene. Versate nel piatto da portata.
Buon appetito!